sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole, e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Io con Immagini bellissime che ricordano questa gita fantastica con 200 creature di tutte le età, ma soprattutto la gioia di sentirsi normali, di vivere emozioni. E questo devo dire veramente grazie all'assessore Renato Boraso che questa mattina abbiamo in presenza. È una riconoscenza che Mirella Tuzzato deve a questo assessore, perché io ve l'ho raccontata quanti anni di sofferenza, di ingiustizie, di pugnalate, solo perché cercavo di fare del bene, compresi tanti amministratori che nel mio lungo passato di volontaria ho avuto questo non vedere, non sentire, perché cercavo di fare delle cose utili per la comunità, ma non davo visibilità a loro. Invece l'assessore Boraso l'ha capito e devo dire grazie perché ci ha premiato, l'ha dato a Mirella ma è a tutti noi il Leone d'Oro. Guardate questo premio che vuole dire il rispetto delle persone, del mondo del volontariato, che io ho dedicato a tutte le persone che erano presenti in Piazza San Marco, poi vedremo le immagini per questo riconoscimento. E vi presento subito Renato Boraso, che voi conoscete,
che vi piace molto, che gli avete anche detto si presenti, ma non è per sviolinarlo, è che è questione di sensibilità. E quando io trovo una persona sensibile, che sia di destra, di sinistra, di centro, che non sia niente, io do la visibilità che meritano, perché ne trovo pochissime. Grandi pacche sulla spalla, ma poi ciao. Prego, Assessore. No, grazie a te Mirella e buongiorno a tutti, ma più che altro credo che sia un riconoscimento al tuo lavoro e al lavoro che fate come volontari, perché ci sono persone che parlano tanto ma che fanno pochi fatti, e tu invece sei tra quelle tante persone nel nostro Veneto che fanno i fatti. E la solidarietà, tu sai meglio di me, si fa con gesti concreti, e sai quello che fai col tuo banco, ma poi organizzare un evento che ovviamente ha dato una giornata di sollievo a chi è in difficoltà, è stata credo una giornata bellissima. Noi abbiamo fatto quello che era giusto fare in termini di collaborazione, ma ho visto dei ragazzi, degli accompagnatori, certamente persone in difficoltà ma gioiose, felici di una giornata a Venezia, organizzata benissimo, perché devo dire che sei stata bravissima con i tuoi volontari, con l'organizzazione. E ovviamente ringrazio subito i rappresentanti dei civici musei, nella persona del segretario Mattia Agnetti dell'organizzazione e anche la Fenice che ha collaborato per questa credo bella giornata, e credo che tu hai avuto i riscontri, ma riscontri meritati, insomma. Ecco, qui stiamo vedendo le immagini. All'arrivo, eravamo all'arrivo. Guardate l'arrivo a San Marco, guardate la felicità, ma la compostezza, l'educazione. Erano 200 persone, non poche, come ha detto l'assessore, però erano persone consapevoli del momento che stavano vivendo, che stavano ascoltando. Vediamo anche Agnetti, il direttore Agnetti di Musei Civici, che ci ha accompagnato in questo percorso meraviglioso che sono i Musei Civici di Venezia, la Fenice. Ecco, io veramente dico grazie, ma soprattutto, Assessore, quello che mi ha un po' stupito è perché io quando chiamo a certi livelli, diciamo così, sono tutti impegnati. Io vorrei chiedere all'assessore Boraso, con quello che è accaduto con questo autobus, che ne parleremo per 10 anni forse, sì, se basta. E se basta, però lui ha trovato anche un momento perché ha capito l'importanza di dare visibilità a queste creature che non ce l'hanno mai, che sono sempre relegate su un angolo, molto chiuse. Pensate cosa hanno passato col Covid queste persone, perché noi parliamo, pensate, mettetevi nei panni di queste persone. Eppure non hanno fatto un lamento, hanno solo apprezzato la bellezza del territorio, dell'arte, la cultura, la storia. Prego, Assessore. Ma credo sia incredibile dal punto di vista proprio personale vedere la gioia con cui si è affrontata questa giornata, soprattutto per chi, come tu hai ben spiegato, ha vissuto momenti, li abbiamo vissuti tutti, ma chi ha una disabilità si moltiplica per 100 la difficoltà, e credo che giornate come questa devono ripetersi, perché ridiamo gioia a chi magari passa durante le tante giornate del nostro anno. Siamo tutti ovviamente presi da tante difficoltà. Sì, anche per noi della città di Venezia questa tragedia del bus certamente è un evento impensabile, nel senso che viviamo momenti un po' difficili. Come tu ben sai, abbiamo 2 collaboratori nostri sotto indagine, abbiamo dovuto ovviamente sostenere un momento anche perché ci sono 21 vittime, tanti feriti, che ci auguriamo ci sia la pronta ripresa. So che sono tutti in miglioramento, speriamo che questo miglioramento lento e progressivo negli ospedali continui, perché queste persone possano ritornare alle proprie famiglie recuperate. E poi si apre un tema, come tu hai detto, del capire cosa è successo, perché quel bus è precipitato. Com'è la situazione al momento? La situazione è un po' particolare, nel senso che abbiamo delle indagini che è giusto che la Procura della Repubblica faccia. Anch'io sono stato in questi giorni sentito più volte, non è che te lo do in esclusiva sta notizia, però sempre nello spirito di collaborazione con la Procura della Repubblica. Perché è giusto aspetti, Assessore, che c'è una persona che la vuole salutare, non possono dare la linea perché se ti aspettassi non cade la linea. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo.
Ciao Mirella e buongiorno a Boraso. Buongiorno. Ciao Boraso. Buongiorno caro. Questo vuol dire far vedere cosa che è Venezia e cosa che era. Ospitale con tutti, disabili, con tutti quanti. Purtroppo Venezia, mi sono veneziano, avevo 80 anni, va bene. Non riconosco più la Venezia di una volta. La rovinata, no, il comune, è proprio scheglia, denaro, da fare in place atici dappertutto. Mi da arriva di fronte proprio al comune, vedevo il ponte del Rialto, ma lo vedevo adesso più dei ristoranti, anche guarda una vita in mercati altro, ancora è famiglia che lavora Rialto, che ha banchetti. Voglio dire, Venezia è sempre stato ospitale per tutti e giustamente ti porti avanti una bella tradizione e poi è una roba importantissima perché innanzitutto qua è Mirella che le mette il fuoco, io stesso e anche noi altri di Rete Veneta siamo pronti se ha bisogno di un aiuto dargli noi volentieri, ancora di più, perché vede sugli occhi e a contentezza di questi fiori e che li paga di tutto quello che ti fa. Cara Dorato, che ti faccio auguri, va avanti per l'autostrada che è di quella giusta. Cara Mirella, buona domenica, bravi a tutti voi e buon lavoro. Grazie come sempre al nostro Rinaldo che ci supporta, ormai lui fa parte di Sveglia Veneti, al mattino si alza alle 5 per mettere là il telefono finché non diamo la linea, blocca tutti. Adesso invece presento un altro ospite gradito che è Mauro Bisetto da Treviso, volontario SER, Servizio Radiocomunicazioni in Emergenza. Buongiorno Bisetto e grazie di essere anche lei con noi. Anche voi un'associazione importantissima, pensate, sono stati i primi a supportare le manifestazioni importanti, penso alle fiere di San Luca, visto che siamo ancora con le fiere di San Luca, eravate in prima linea già quando non si sentiva parlare di altro, o sbaglio? Bisetto, prego. Sì, i colleghi di Treviso sono stati sempre presenti in quel tipo di manifestazione da praticamente quando è nata fino ai giorni nostri, insomma, hanno sempre dato il loro supporto per la sicurezza della manifestazione. Allora spieghiamo cos'è anche il SER, magari per chi non lo conosce, perché prima abbiamo avuto anche ospiti veramente illustri, ecco, noi ricordiamo sempre Franco Romano, come possiamo dimenticarci di Franco Romano, che è stato proprio l'autore, ecco, quello che ha portato a livelli anche molto alti il SER, o sbaglio Bisetto? Beh sì, Franco è uno dei primi volontari di protezione civile del Veneto, ma vorrei dire che anche a livello nazionale sarà anche uno dei primi d'Italia, insomma, perché abbiamo iniziato con i nostri gruppi quando ancora la parola protezione civile non esisteva. Per quello che riguarda la nostra associazione, giusto per farla conoscere, noi siamo il servizio emergenza radio, cioè coloro che si occupano delle radiocomunicazioni in emergenza, cioè quando le comunicazioni ordinarie, quelle che usiamo tutti i giorni sui nostri telefoni, le televisioni e quant'altro vengono a mancare, noi con i nostri sistemi andiamo a predisporre una rete di collegamento e di supporto per gli enti istituzionali e del volontariato. Molto chiaro, ringrazio Bisetto. Ecco l'importanza dell'associazionismo, assessore Boraso, che sta cercando di mettere anche le pezze dove la politica non riesce, perché arriva subito, immediatamente, non c'è vedremo, faremo, arriveremo, si arriva immediatamente. Prego assessore. No, è un ruolo fondamentale, io prima l'ho anche detto, cioè associazionismo che vuol dire volontariato. Tanti volontari, l'ho visti anche con te al tuo fianco quel giorno, ma tu lo sai, insomma, nella tua attività del banco, cioè, ma anche nelle emergenze. Se non ci fosse l'intervento di una protezione civile che è fatta di volontari, pensa a tutti quelli degli alpini che si mettono subito a disposizione, che corrono. Cioè abbiamo delle situazioni in cui, qui ne è un esempio con il SER, ma è veramente i volontari e coloro che fanno servizio per il prossimo sono fondamentali. Certo, credo che il Veneto è tra le regioni che ha tante comunità dove 7.000. Il volontariato, insomma, pensa alle feste, cioè, ma tante cose che a volte neanche non si conoscono.
Invece tu fai bene a portare in luce realtà piccole, ma realtà che a volte non si conoscono e che fanno tanto per la propria comunità, per il proprio paese. Ci sono persone che si mettono a disposizione per le proprie scuole materne, che, cioè, veramente per i bambini, per le attività sociali. Se ne parla poco secondo me, sai, e forse la politica è molto disattenta, la politica che conta, e dovrebbe dare degli aiuti più tangibili. Forse cominciare a discernere, mi segui, in maniera concreta le cose, sapendo premiare chi merita. Premiare chi merita. Mi sembra invece che facciamo l'incontrario, perché adesso abbiamo sto RUNTS che dobbiamo ancora capire dove ci porterà, una valanga di burocrazia proprio da compilare, da inserirsi moduli, a livello online, moduli, carte, numeri. Maria da Bovolenta, ciao Maria! Ciao Mirella e un buongiorno al dottor Boraso, che sono contenta di sentirlo, che ho avuto l'occasione tempo fa di salutarlo ancora. Buongiorno signor Boraso. Buongiorno Maria. E il tuo ospite che è in collegamento, Mirella. Niente dottor Boraso, io volevo dire che come mai queste città così, che sono dei gioielli, una storia che ha soprattutto Venezia. Guarda, mi piange il cuore quando sento che ci sono cose che non dovrebbero esserci. Quindi che ci sono i borseggiatori, questo e quest'altro, ma perché la città più bella del mondo deve essere stata rovinata così, dottor Boraso? Bisogna fare qualcosa. Ecco, per esempio come Padova, io è tanto tempo che non vado, mi piacerebbe andare anche al Santo, ma come fai? È diventata un ghetto, soprattutto la stazione, una città piccola che non manca niente, era un gioiellino. Io mi ricordo tanti anni fa che andavo bene di qua e di là a prendere un caffè a qualche bar, anche il caffè antico che c'è a Padova. Insomma, queste città che hanno un'arte, hanno una storia, tutta l'Italia, sono rovinate così, ragazzi che fanno di tutto, le sporcano e imbrattano tutto. Ci vuole veramente, bisogna mettersi dico in Veneto, i mustacci bisogna mettersi, i mustacci e basta, essere severi, mettere le regole che non ci sono più e fanno che cavolo che vogliono. Guardi dottor Boraso, io mi piange il cuore veramente queste città che sono rovinate su questa maniera. Fate qualcosa, perché sennò qua andiamo a carretton, come dicono in Veneto. Buona giornata, ciao Mirella e buon proseguimento a tutti. Buongiorno. Grazie cara Maria, grazie. Prego Assessore Boraso. Prima ha detto Rinaldo una parola, no? Siamo la mercificazione della città. Certo c'è il business, questo non possiamo far finta di non vederlo. Quindi chi apre i ristoranti, tu l'hai vista giovedì, credo ti sia resa conto Venezia quante erano le presenze turistiche. A volte anch'io resto impressionato che in giorni magari che impensabili vedi un afflusso, e ovviamente poi c'è chi si attrezza con i bar, con le strutture, poi c'è il tema che ha detto bene Maria, le regole, cioè la gente o veramente si ritorna a delle regole precise, perché non può essere un paese in cui se uno ruba non va più dentro in galera, se uno spaccia non va più dentro da nessuna parte, se uno ti sputa dietro, come ha detto, cioè se ti fa rovina la città, eccetera, è come fosse una cosa. E su queste cose ha ragione Maria, c'è qualcuno che mi auspico, insomma, è passato quasi un anno ormai, con oggi è un anno che il governo si è insediato. Bisogna ristabilire le regole, perché con il buonismo, lo dico da genitore anche, non si va da nessuna parte. Quando Maria parla delle borseggiatrici, ti do un dato del 2022, e noi abbiamo 14 bravi ragazzi in Borghese, addestrati dalla polizia locale, cioè vigili in Borghese, addestrati, che fanno tutto il giorno l'antiborseggio. Ragazzi allora ti do il dato, 194
ragazze arrestate, cioè prese in flagranza di borseggio, portate in questura. Di queste 194 solo 4 sono state arrestate, perché tutte le altre si attaccano al tema sono minorenne, 17 anni e mezzo, perché la strategia è tutte hanno 17 anni e mezzo, tu non sei in grado di dimostrare il contrario, oppure sono incinta. Allora anche qua, io non dico che uno deve prendere le chiavi e buttarle in galera e buttare via le chiavi, ma diamo delle punizioni almeno. Cioè, sei 4 mesi, stai dentro, cioè, anche perché sennò diventa impossibile. Rubi, ti becco a rubare, sono qua. Dopodiché ti becco un'altra volta, in altri 6 mesi, magari a pulire la città. Sì, a farli lavorare mai? A farla a lavori sociali, a pulire i fossi, pulire le fognature, siamo pieni di montagne di disastri, a pulire i torrenti. Cioè, Guai? io non dico che, cioè, però diamo un segnale di ritorno alle regole, come ha detto la Maria, torniamo a delle regole in cui uno ti prendo a fare la pipì, volevo dire un altro termine, su per i muri di una città che sia Padova, un giorno in gattabuia, ti passerà la voglia di ubriacarti, di rompere le finestre, insomma io ti do un dato, abbiamo tutte le fermate in città di Venezia e di Mestre, è sport preferito dei nostri ragazzi, che spaccare e le fermate. L'anno scorso abbiamo speso 1 milione di euro per ripristinare le rotture, cioè perché uno ciappa 4 in storia e quando va fuori, va in fermata, spacca, no, non può lei, cioè, allora tu, se non cominciamo a avere delle regole, perché con il buonismo c'è poco da fare, tu lo sai, non si va da nessuna parte, abbiamo depenalizzato tutto, io capisco, però dopo un anno, lo dico ai nostri amici del governo, che abbiamo tanti senatori, Mirella, tanti deputati, abbiamo qualche ministro importante del nostro territorio, insomma col buonismo basta, adesso almeno qualche regola precisa, cioè non può essere, perché altrimenti ha ragione, cioè, e io invito Maria, non devi mollare, te e come tanti altri, bisogna andare a vedere, non vado neanche più a vedermi la Basilica del Santo, no. Non possiamo mollare di andare a vedere le nostre città per la paura. Antonia da Breganza, assessore, se no cade la linea, vai Antonia. Sì, buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno, sono una signora da 80 anni, cara, non so chi rivolgermi, so e puoi darmi una mano. Ecco. Sono una truffata della Banca Popolare di Vicenza, a Breganze. Se da dirvi la verità, dal 17 del 18 cavodrio quelle pratiche, però essendo sta nel 22 con questa lì Covid, mancava una firma a sa chi ha fatto firmare col periodo di 30 giorni. Mi mega avvertivo e niente perché mi sono sotto i consumatori. E così sono sta fuori signora e adesso il mega dito ha preso i soldi, mi dico no, e così non li prenderà mai più. Da me dire io cosa capiamo le risparmio della mia vita. Mio marito è morto, sono vedova a 80 anni, piena di magagne, e non c'è nessuna che può darmi una mano, dottoressa. Cara Antonia. Allora Antonia, io quello che posso fare è darti un numero di telefono, che lo farò lunedì mattina, prima voglio sentire anche la tua storia con me, poi ti darò questo numero di telefono e soprattutto per far capire questi sono i problemi che abbiamo. Altro capista da Bobo o le Olimpiadi, questi sono i problemi dei nostri veneti, il parco buoi eliminato in buona fede, loro che si fidano. Questi anziani, questi diversamente giovani che hanno fatto grande l'Italia e non solo, buttati in un angolo, portato via tutto e vai, qual è il problema? Dopo in galera mette quello che porta via la gaina e quello va in galera subito perché se fa sì. Antonia, lunedì ci sentiamo, cara Antonia, non piangere, resisti, cosa vuoi che ti dica? Io non so più cosa dire, voi siete presenti a tutte le telefonate che ricevo, a tutti gli sms, a tutte le mail che mi mandano, ma non ho la bacchetta magica, non sono la persona proprio che può risolvere i problemi, cerco di aiutare dove posso perché poi c'è la privacy, si rischia anche la diffamazione, sapeste voi quanto furbi sono. Però quello che posso fare lo faccio veramente di cuore. Un abbraccio, sai Antonia. Ecco assessore, ma non le sembra che il nostro paese
veramente abbia bisogno di un ascolto, ma un ascolto vero, non sentire e far finta di niente, ascoltare, cercare di capire cos'è successo. Queste persone sono tante che in buona fede pensavano che queste azioni, questa banca... Brava, ma parliamo di piccoli risparmiatori. Esatto. Sono famiglie, questa è una signora anche anziana, come ho ascoltato, che ovviamente sono piccoli risparmiatori, non si può, perché veramente mandi nell'angoscia la vita, si può anche, purtroppo lo dico, anche morire per un'angoscia del genere. E allora, adesso per carità, fai bene a verificare, magari trovare qualche legale, insomma siamo pieni di avvocati, poi eventualmente se posso informarmi anch'io, perché sinceramente veramente l'angoscia, stava piangendo la signora Antonia, perché ovviamente erano i risparmi di una vita. Però vedi, da sola, senza nessun sta storia supporto. della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca sembrava, ti ricordi che con il governo di Conte avevano tutto a posto, invece qui c'è ancora la gente che aspetta. Le storie Però vede, devono essere... Sì, ma Assessore, questa burocrazia, ecco, questa firma che manca... Sì, che manca durante il Covid. Ma tu mi devi avevano anche... chiuso anche i processi durante il Covid. Sì, ma anche tu mi devi dimostrare perché non ho firmato. Sì, se io non sapevo COVID, cosa vado a firmare. Se c'era durante il Covid, come fai a informarsi? Che non andava fuori di casa nessuno. Allora sentiamo anche Bisetto cosa dice. Ecco, la sicurezza, voi siete artefici della sicurezza. Cosa vuol dire sicurezza per Mauro Bisetto come volontario? Perché veramente ormai la sicurezza la chiediamo a 360 gradi. Prego Bisetto. Beh, per noi del servizio emergenza radio e della protezione civile la sicurezza è sicurezza per i cittadini e sicurezza per il territorio. Lo studio per quello che riguarda il territorio fatto da parte dei tecnici che si occupano principalmente di mitigare il rischio, e per noi volontari naturalmente di coadiuvare tutte queste azioni e di fare in maniera, quando ci sono gli eventi emergenziali, di dare supporto ai cittadini in maniera da rendere quanto più velocemente possibile il ritorno alla normalità. Cosa vede in questo momento nel territorio Bisetto? Voi che capite cosa vuol dire sentirsi sicuri, questi anziani che hanno paura di uscire di casa alle 5 del pomeriggio, di andare a messa perché qualcuno arriva nelle loro case e li depredano di tutto, basta vedere i furti. Ecco, la sicurezza, questi giovanissimi che sono pochi, ricordate quello che dice la Mirella, rispetto a quelli bravi che tengono in pugno sindaci, assessore, forze dell'ordine, ecco, che se ne fanno un baffo di tutto. Ecco, lei cosa vede, Bisetto? Io vedo che il problema è generalizzato a livello nazionale, ma probabilmente anche al di fuori dei nostri confini. La situazione è una situazione, come dice anche l'assessore Boraso, sicuramente da prendere in mano da parte degli amministratori centrali. Noi come volontari possiamo solo fare in modo di essere presenti quanto più possibile, di formare, di informare i cittadini, perché questo è il nostro compito. Assessore, come commenta? Ha ragione Mauro, ma ci vogliono regole e con il buonismo lo dico, non si può depenalizzare tutto. È un paese in cui tu devi dare pene certe e anche modo di recuperare chi sbaglia, perché nella vita si può anche sbagliare e si può anche recuperare. Il tema dei lavori socialmente utili può essere un tema, allora tu sei in carcere 4 mesi, ma devi restituire quello che hai danneggiato, se hai rovinato un monumento, se hai sfregiato qualcosa, se hai rubato qualcuno, cioè perché la vita, cioè anche io a volte penso, abbiamo per esempio il tram di Mestre, è il posto più bersagliato dagli scippi, ma ci sono persone, chi va a lavoro, chi va a fare la spesa, pensa a un anziano che gli porta. Noi abbiamo istituito con un servizio ciò anche il rimborso, il Comune di Venezia, se segnali che sei stato scippato, abbiamo fatto, perché per un anziano è un dramma, cioè uno che prova a pensare a quello che va a ritirare la pensione, che abbiamo delle pensioni misere, tu lo sai, per molti dei nostri anziani, e la violenza psicologica oltre che fisica, d'accordo? Allora bisogna che su questo tema, io mi auguro che il Ministro della Giustizia, che i senatori, i deputati, a me dispiace tirare fuori sempre questo tema,
so che li vediamo poco, li vedi tanto tu? No, sempre impegnai. Questo, allora, siccome perdere la realtà, come tu hai detto, il contatto con la realtà, parlare con la gente, bisogna parlare di più. Io continuo ad andare al mercato perché voglio sentire quello che pensa la gente, intanto che prendere il formaggio, la frutta, perché è lì che senti i sentimenti delle persone, i sentimenti veri, il pensare. Noi abbiamo avuto questa tragedia di Mestre, bisogna andare a sentire cosa pensa la gente, non solo... Cosa pensa la gente, che assessore? io sono convinto che sarà difficile che la gente rimonti ancora sugli autobus elettrici, perché la gente ha paura. Dopo, al netto dei fattori tecnici, dei tribunali, di questi super periti, se arriva il super perito di sera a strada Mercore, al netto di quello che è purtroppo i tribunali, bisogna sentire cosa pensa la gente ha paura adesso. Dopo, sai, per carità, poi il tempo passa, le cose si dimenticano, eccetera, però il sentimento vero lo senti stando in mezzo, come tu hai detto, alla gente. Tamara da Spresiano, ciao cara. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta Mirella, volevo dirti una cosa. Scusa, sono un po' emozionata. Dai Tamara, dai. Volevo ringraziarti, le donne di Casa Masetto ti ringraziano per la gita che abbiamo fatto insieme. Care le mie ringrazio donne. tantissimo. E anche dell'abbraccio che mi hai dato, mi sono sentita contenta quel giorno. Sono stato veramente bene con te Mirella. E volevo ringraziare anche l'assessore di Venezia perché ci ha fatto passare oltre a te una bellissima giornata. Ciao Mirella. Ecco, queste sono le emozioni vere. Ecco, capire di riuscire a aver staccato la spina, di non vivere la stessa giornata con le stesse persone. Questo è un gruppo di ragazze, assessori, io le chiamo le mie ragazze, che cerco di supportare quando posso, ecco, accompagnarli in percorsi diversi, che poi ringraziano, scrivono le poesie, mi chiamano, ma sentite ecco, l'emozione che hanno provato, questa emozione che provano pochissime volte perché qualcuno si dimentica che vivono anche di emozioni anche queste creature. Perciò io ringrazio tantissimo Tamara e anche da parte dell'assessore, ma te lo dirà lui Tamara perché era là che la guardava in piazza San Marco con tutte queste altre persone. Prego assessore, cosa vuole dire a Tamara? Grazie a te Tamara, ma secondo me, lo dico con grande onestà intellettuale, sono esperienze che devono essere ripetute. Perché è evidente che il risultato nelle parole di Tamara è tangibile e io ti ringrazio, ma anche per l'emozione. Però farò di tutto insieme, se quando avrà voglia Mirella, di ripetere questa esperienza e magari molti amministratori ci auguriamo che in tante delle nostre belle città, perché il Veneto ha delle città meravigliose, regalare una giornata che magari che sia a Padova, che sia a Verona o che sia a Vicenza, credo che sia un grande risultato per questi ragazzi e per queste ragazze che hanno vissuto una bella esperienza e la telefonata di Tamara credo che sia il senso più bello di quella giornata. Vedi assessore, io ho un problema che non chiedo mai niente, perché grazie... Sbagli. Sì, però grazie a questo 5 per 1000 che mi danno, eccolo qua, guardate che frittura hanno mangiato, guardate la bellezza, guardate, ecco, fatto tutto in barca, mangiato in barca, ma è vero che io l'ho detto e mi arrangio e non chiedo mai perché sono già abbastanza stata umiliata negli anni che furono, quando presentavo progetti che cercavo di scriverli bene, tutto e poi questi progetti, carta, butta via. Adesso non scrivo neanche più tanto scrivo e basta, io vabbè. Però se si fosse fatto sentire qualcuno, indipendentemente che io abbia detto che era tutto a posto, che non c'erano problemi, dire hai bisogno di qualcosa, cioè silenzio assoluto, proprio un silenzio assoluto. A me va benissimo, l'abbiamo fatta lo stesso, avete sentito e avete visto, io ho cercato di dare il massimo, perché io quando vado via con queste persone do loro rispetto e dignità, ricordatevi, per me rispetto e dignità come faccio al Banco Solidale, la borsa è dignitosa, il viaggio deve essere dignitoso,
non tanto per portarli, e deve essere una gita inclusiva, non la gita dei disabili o della disabilità, gita inclusiva con la comunità, che vuol dire studenti, anziani, persone, questo vuol dire inclusività, pubblicità. Mi chiamo Andrea Erri e sono il direttore generale di questo teatro. Questo teatro che è il nostro teatro, e quando dico nostro vuol dire che è il teatro di tutti quanti. È il teatro di quelli biondi, di quelli mori, di quelli rossi, di quelli gialli, e noi l'abbiamo voluto tenere aperto appositamente perché tutti ne possano fruire. La scorsa settimana c'è stato un incontro in cui sono andato a trovare per la seconda volta in poco tempo Mirella, e mi aveva parlato di questa occasione in cui molte persone, che sono quelle presenti, avrebbero voluto venire a vedere il teatro. E siccome è il teatro di tutti, oggi pomeriggio questo teatro è vostro, e quindi benvenuti. Grazie, grazie. Allora, io a questo punto, ringraziando tantissimo il dottor Andrea Erri, soprattutto per l'umanità, per la sensibilità, come ho detto prima, che certe persone hanno nei confronti di altre persone, che è riuscito a capire l'importanza per persone come voi di avere attorno la bellezza, l'arte, la storia, una storia bellissima. E io vorrei che questi due grandi amici della Mirella consegnassero al dottor Erri questa piantina storica, è il nostro Piave, una piantina antica. Grazie. Dove c'è una storia incredibile di idraulica, cose riuscivano a fare pochi. Poi te ne do un'altra. Si può fare un'altra. Ecco, brava, grazie. Ecco, avete visto cosa vuol dire? Avete visto? Allora noi a nome di tutti le consegniamo questo piccolo omaggio, ma grande nel cuore, perché è il nostro fiume Piave, trovato per caso in una pianta dimenticata, che questo imprenditore, Dio ti salvi Perin, uno dei più grandi imprenditori che abbiamo a livello mondiale, ha pensato bene di ricostruirla e di fare delle copie. Lui ha l'originale, e direttore, io la porterò a visitare cosa riesce a fare questo imprenditore, perché ha la genialità, la passione, ecco la passione che abbiamo tutti noi, che ha la Mirella, che avete voi, di essere curiosi, di vedere, però abbiamo la fortuna di avere queste persone, perché non è facile trovare, perciò direttore... Io non sono solo, c'è qui insieme a me il mio staff, il nostro staff di comunicazione, che ringrazio per aver aderito a questa cosa, perché ricordiamoci sempre che da soli non facciamo niente e insieme possiamo rivoluzionare questo mondo, e ce n'è molto bisogno visto tutto quello che sta succedendo. Quindi ancora benvenuti, e vedrete che sarà un'esperienza che ricorderete per lungo tempo. Grazie, un applauso, grazie, grazie a lei e a tutto il suo staff meraviglioso, a nome di tutta Villa Margherita Inclusiva. Grazie. Prego.
Allora, Bisetto, cosa sente vedendo queste immagini e sentendo le telefonate? Vedo che anche lei sta sorridendo perché sono veramente emozioni queste. Chi avrebbe mai immaginato nella vita, questi ragazzi avranno pensato di riuscire a entrare alla Fenice, ai musei civici, a vedere l'arte, la bellezza, nella sicurezza e nel rispetto. Prego, Bisetto. Queste sono emozioni pure. Vedere questi ragazzi che insomma sono portati da lei e da tutto il suo staff, il suo gruppo in giro a fare e vedere il nostro territorio. Sono cose importantissime che dovrebbero essere riproposte sempre. E come diceva anche l'assessore, sono cose da rifare. Prossima volta portiamo via anche il sereo, vero assessore? Così abbiamo ancora più sicurezza. Ecco, andremo a visitare altre realtà perché Venezia penso che non si riesce mai a finire di visitarla, talmente museo sia a cielo aperto che agli interni, perché veramente solo attraversando anche la laguna ho detto una cosa meravigliosa. Prego assessore Boraso. Ma anche la visita alle isole, Burano, Murano, insomma ci sono delle cose incredibili da visitare ovviamente, e anche in terraferma. Vedi, ti vorrei invitare un giorno con i tuoi ragazzi, con chi ritieni, a visitare il Forte Marghera e capire che bellezza abbiamo proprio alle porte di Venezia, tra la terraferma e un po' prima del Ponte della Libertà. Ovviamente bisogna esserci, tu ci metti il cuore e bisogna anche non aver paura di chiedere, lo dico perché questo Veneto può dar molto a questi ragazzi, a queste persone, perché basta una giornata come questa per cambiarti. Anche tu hai visto la reazione anche dopo una settimana, Tamara. Cioè, quanto è stata vissuta, con che emozione, un'emozione che si trascina anche oggi dopo tanti giorni, un'emozione che mi ha trasmesso, perché mi sento ancora emozionato dalle parole di Tamara, però dobbiamo fare in modo che le cose si ripetano, perché la città di Venezia dà tanto, ma ci sono anche città come Vicenza, Verona, prova a pensare, e per andare nella logica di Maria, no, non dobbiamo rinunciare a visitare le nostre città per la paura, no, è il nostro Veneto, sono le nostre città e qualsiasi persona che abbia un anno, ne abbia 100, ha il diritto di vivere la propria città senza paura. Giusy da Dosson, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al dottor Boraso. Buongiorno. Il dottor Boraso che faccio i complimenti per il buon senso intanto, che ho sempre detto e sempre lo dirò, perché Iserari che parla dal principio alla fine di questi fatti e qui che se fa i selfie dentro sul Canal Grande, chi gacciapà il Canal Grande per una mega piscina, che multe che sei, dottor Boraso? Sì, sono 5.000 euro, però dopo il tema... Li paghi dopo? Li paghi? No, sì, no, beh, alcuni hanno pagato immediatamente, di 2 australiani hanno pagato perché pensavano di scherzare. E ora, dottor Boraso, e ora rifà per farsi i selfie, per dopo diventa influencer. Sì. Sai una cosa che ho pensato, che ho detto ancora in televisione? Se brutto veda, sti bei cartei con sti bei topi, par veda si butta dentro ancora, perché tutti i fiumi si inquinai, non ha capito che quando chi si butta dentro è in mezzo alla chimica, allo sporco di qualche come si dice, fognatura, perché penso che sia qualche fognatura rotta anche perché non è possibile. Hai capito dove chi si butta? Questo vuoi dire? Bisogna rimettere il cartello veramente? Ma non col topo, quei che se adesso cosa sei grande, Alfonso? Quei che se drio i canai. No, beh, quello più grande è chi mangia anche al ristorante, non mi ricordo il nome. Nutrie. Deve fare una bella foto e dice adesso guardate vi buttei ancora dentro. Ma arriva in laguna che ha detto l'assessor Giusy, non è che sei in laguna, in laguna che sei Pantegane. No, Pantegane che ne sei finché te vuoi Pantegane, Mirella, non serve che neanche i nutrie. Pantegane sì, che ha detto l'assessor. Vi saluto. Ciao Giusy, grazie. Allora assessore, io direi prima di rispondere alla nostra Giusy, perché sennò non ce la faccio,
faccio, di vedere invece anche questa protesta dei lavoratori che veramente con questi autobus non se ne può più capire cosa sta succedendo con questi scioperi. Andiamo a vedere presidio autisti bus, andiamo proprio a Venezia. Assemblea sindacale questa mattina qui ai cancelli dell'ex deposito ACTV di Mestre. I lavoratori denunciano le condizioni con gli orari massacranti in cui da troppo tempo sono costretti a lavorare. Oltre allo sciopero dei trasporti che ha visto un'alta adesione anche a Venezia, il sindacato ha voluto denunciare ancora una volta le pessime condizioni in cui gli autisti da CTV a MOM oltre la linea, i cui mezzi sono protagonisti del tragico incidente sul cavalcavia di Mestre in via Carducci, sono costretti a lavorare. Peggiorando i turni di servizio, aumentando le responsabilità, aumentano le aggressioni e i salari sono quelli che sono oggi, purtroppo la gente trova altre strade per trovare altre soluzioni. Io volevo mettere in evidenza anche le responsabilità che hanno le aziende del trasporto pubblico, che dovrebbero controllare i subaffidamenti se i servizi in subaffidamento rispettano le regole. Noi abbiamo il timore che questi non le rispettano, che nessuno controlla cosa fa il subappaltante. Quindi da questo punto di vista vogliamo mettere di fronte alle proprie responsabilità ognuno delle parti in causa. Riuscire a lavorare in condizioni meno pesanti sembra impossibile anche quando si hanno problemi di salute certificati. È appurato il mio stato di salute e l'azienda ha detto ok, vedrò di darti dei turni un attimino più consoni al tuo stato di salute. Io ho fatto notare, guardate che la situazione non è cambiata, continua a essere sempre spezzati, per me è pesante, ma l'azienda dice siamo un brutto periodo, non possiamo accontentarti. Accanto ai lavoratori anche il consigliere regionale Montanariello. La legge non può chiamarsi fuori dal mettere una serie di paletti che debbano avere certezza delle condizioni psicofisiche di salute e di qualità della vita di chi oggi si appresta a guidare un mezzo di trasporto pubblico locale. Allora, Assessore Boraso, come commenta questo servizio? Prego. No, Gaeta, è giusto, lo sciopero è un diritto, l'importante è che non ci siano danni enormi anche all'utenza, perché mi hanno chiamato un sacco di cittadini che dicono ma è possibile in un mese ripetere più volte uno sciopero che arreca danno sul trasporto pubblico? Dopo, per carità, i diritti sono diritti, c'è un elemento importante, ma è un elemento che non riguarda solo questi lavoratori, riguarda tutti i lavoratori, il tema dello stipendio, sì. Abbiamo stipendi bloccati da decenni che rispetto ai nostri cugini della Germania o ai nostri cugini della Francia o dell'Inghilterra abbiamo degli stipendi che con il costo della vita che abbiamo raggiunto con l'inflazione eccetera, veramente c'è la difficoltà è reale. Poi sulle conquiste sindacali a volte credo che ognuno deve fare la sua parte in questo paese e il sindacato deve lavorare per portare a casa dei risultati per i lavoratori. E invece qua troppo spesso anche i sindacati fanno solo politica e con la politica carte, poi la gente per carità non va presa in giro. No, questo è sicuramente i lavoratori non vanno presi in giro, come ho sentito in questi giorni sulla vicenda, lì ne accennava un rappresentante sindacale per queste aziende che hanno i subaffidamenti, gli appalti eccetera, dire che è sempre colpa degli autisti anche no. Io l'ho detto in questi giorni, prima di dire che se c'è un incidente è colpa del povero autista bisognerebbe un attimo riflettere, perché mi sembra troppo comodo da sempre colpa. Io ho partecipato al posto del sindaco al funerale a Vazzola di quel bravo ragazzo Alberto Rizzotto. La prima cosa che girava era colpa di questo ragazzo, sinceramente. Anzi, ci stringiamo attorno anche a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, veramente. Però prima di dare la colpa sempre agli altri, ogni tanto fare un'analisi, lasciamo chi deve fare le verifiche farle. Chi fa il sindacato deve fare un lavoro, cioè più che fare politica dovrebbe pensare a dare diritti ai lavoratori, quindi aumentare lo stipendio, le possibilità, eccetera, per carità. E dopo, ecco, se fosse possibile capire, ma lo sentirò il prefetto di Venezia, se ripetere continuamente che tutti i weekend blocchiamo le nostre città del Veneto con uno sciopero, si arrecano anche dei danni enormi anche agli utenti. Io ieri ho visto migliaia di persone lì a Piazza Roma inermi e in attesa che arrivasse lo sblocco di questo sciopero. Però ecco,
ribadiamo che lo sciopero è un diritto, questo è, però attenzione anche al rispetto degli interessi degli altri concittadini. Allora andiamo a vedere anche questo servizio aggiornamento bus, andiamo sempre a Venezia e poi sentiamo e lo commentiamo con l'assessore Renato Boraso. In attesa del primo sopralluogo il 25 ottobre della superperizia sul cavalcavia superiore di Marghera dell'ingegner Migliorino, funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, è iniziata l'analisi chiesta dal comune dei 18 bus di La Linea. Un'analisi tecnica sui mezzi e sulle carte che ha come sfondo lo scontro avvenuto nei giorni scorsi tra i produttori cinesi e il comune, appunto, dopo la decisione di quest'ultimo di sospendere il servizio all'indomani del secondo incidente, avvenuto sabato sera in via Carducci a Mestre. I primi 2 mezzi analizzati approfonditamente hanno superato l'esame. Nessun problema a freni e sterzo né alla parte elettrica. Oltre a questo dovrà essere però prodotta la diagnostica completa di ogni mezzo in riferimento sia allo stato attuale che allo storico dal giorno delle immatricolazioni. Intanto i consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono la costituzione di una commissione straordinaria d'indagine. Chiediamo la costituzione nel più breve tempo possibile di una commissione straordinaria di indagine che faccia luce nella situazione della viabilità della città di Venezia, sia per quanto riguarda le strade, ma anche i viadotti, i ponti e tutte insomma le nostre infrastrutture. È evidente che c'è la necessità di una trasparenza, di una verifica di quelle che sono le situazioni insomma all'interno del tutto territorio comunale. Oltre a questo riteniamo essenziale che si faccia anche luce sui mezzi di trasporto utilizzati dal trasporto pubblico locale, sia quelli direttamente di gestione di AVM, ma anche quelli dati in appalto che hanno coinvolto i 2 incidenti, quello tragico e quello più recente nella città di Mestre. Auspichiamo che la commissione venga approvata da tutto il Consiglio Comunale, perché dopo la tragedia avvenuta a Mestre riteniamo che sia doveroso e necessario effettuare un'operazione di trasparenza nell'interesse di tutta la collettività e di tutti i cittadini. Allora, Assessore Boraso, noi saremo anche stanchi di sentire commissioni, che poi non si sa mai come va a finire, ma non c'è già la Procura che indaga della Repubblica, o sbaglio? Prego. Sì, io capisco la politica e per carità ognuno esercita il proprio ruolo, ma chiedere continuamente commissioni di indagini politichesi che non servono a nulla, perché qui la gente certo chiede la verità, anche noi vogliamo la verità su questo mezzo, cosa è successo, eccetera. Ma abbiamo un capo della procura, magistrati, avvocati, che facciano il loro lavoro, lasciamoli lavorare velocemente, che tu hai visto super periti che sono stati, diciamo che saranno non so quanti periti, che facciano il loro lavoro per avere la verità. La gente vuole la verità, ma non facciamo queste commissioni per fare ma andrebbero anche bene, Assessore, visto i morti che ci sono 21. Il problema è che non c'è trasparenza poi sulla commissione. Non sappiamo mai dove sono finite tutte le storie delle commissioni che... A Roma cosa hanno fatto? Niente, commissione Sustica, cosa che ha prodotto, cioè tutte commissioni che solo per dire che la politica, ma non servono a niente. Allora ormai abbiamo terminato il tempo, allora Mauro Bisetto, volontario SER, come ci saluta? Intanto in quanti siete? Perché voi siete poi stati accorpati per la protezione civile o sbaglio? Beh, facciamo comunque parte del sistema di protezione civile regionale e nazionale. Noi in Regione Veneto siamo 450 volontari che si occupano principalmente di radiocomunicazione, ma non solo, nel senso che quando c'è bisogno si usa anche il badile, la carriola e tutto quello che serve. Ma insomma la nostra mission principale è la radiocomunicazione, sia istituzionale che per il volontariato. Questo è adesso ad esempio dove siete impiegati in questo periodo? Cosa state facendo? Beh, noi veniamo
principalmente il mio gruppo ha fatto e gestito uno dei 5 ospedali che sono stati ripristinati all'epoca del Covid, quindi noi ci siamo fatti 3 anni di Covid, finiti i 3 anni di Covid abbiamo fatto quasi 8 mesi di profughi dell'Ucraina, sempre a Valdobbiadene questo, scusate che non avevo detto il posto, e poi siamo stati in Emilia in questo maggio per la loro disgrazia, purtroppo per la loro alluvione. Veniamo dalla settimana della protezione civile, appena finita, appena terminata. Abbiamo iniziato martedì con il Vajont, con il convegno che c'era in Vajont, poi noi ci siamo trasferiti ad Alessandria per una serie di convegni dedicati alla radiocomunicazione di emergenza con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e con i funzionari delle regioni, sempre in questo ambito. Abbiamo terminato un corso di formazione praticamente domenica mattina, un corso di formazione in presenza per quello che riguarda tutte le TLC, insomma, a livello nazionale, e adesso abbiamo iniziato questa settimana con un corso online per 180 volontari che sono in collegamento online, insomma, con noi per i prossimi 2 mesi. Mi sembra che siate presenti e siete stati presenti in situazioni veramente importanti per la sicurezza di tutti i cittadini. Grazie a Mauro Bisetto, volontario SER, Servizio Radiocomunicazioni in Emergenza. Grazie Bisetto, mi saluti tutta la squadra, un grande abbraccio a tutti. Assessore, come ci saluta e cosa vuole dire? Grazie Bisetto. Niente, un mio appello a te, Mirella, di non mollare mai. E tu sai che in Città di Venezia, quando hai bisogno, trovi sempre qualcuno nel limite delle capacità e delle competenze a dare una mano. Continua così, perché alla fine i risultati, la gente, insomma i commenti testimoniano della bontà delle azioni, perché la solidarietà non deve avere mai termine e mai confini. E per la sicurezza dei cittadini venite pure a Venezia, è una città sicura. Cosa diciamo ai nostri cittadini che magari arriva a San Marco ma è col vaporetto, perché sennò si perde? Tu sei stata la prova tangibile con i tuoi e hai visto come funzionano i servizi. Noi i servizi li facciamo funzionare bene, e dopo chiaro si può trovare qualche malintenzionato, ma su questo so che il nuovo questore e il nuovo prefetto di Venezia sono all'opera assieme al sindaco di Venezia per garantire la sicurezza che meritiamo. Spero che da Roma comprendano che è arrivato il tempo delle decisioni, non solo il tempo dello studio, ma il tempo delle decisioni. Perché vedi, ciò che fanno i nostri rappresentanti delle forze dell'ordine di tutti i corpi è un lavoro incredibile, ma hanno necessità di avere leggi precise da applicare, perché nella confusione e nel caos il delinquente ci marcia, la persona disonesta ci marcia. E invece noi dobbiamo tenere la barra ferma ed essere lì vicino ai nostri concittadini, perché chiunque ha il diritto di girare con tranquillità qualsiasi città e qualsiasi luogo, senza aver l'angoscia, senza aver l'angoscia. Grazie anche all'assessore Renato Boraso, assessore alla viabilità e ai trasporti di Venezia e non solo. Grazie ancora per questo Leone d'Oro che dedico a tutte le persone che hanno partecipato a questa gita inclusiva, non è solo della Mirella, è anche vostro e anche della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie assessore, buon lavoro, pubblicità. Grazie a tutti voi. E vi presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Raffaele Garisi, istruttore di capoeira, un grande amico di Mirella come il fratello che è già stato ospite. Ciao Raffaele, grazie di essere Mirella, qui. grazie a te. Saluto anche la dottoressa Sara Santilli, collegata da Padova con noi, psicologa, psicoterapeuta, ma soprattutto volevo proprio iniziare da lei, dottoressa. Cosa ci dice? Buongiorno intanto e grazie. Di Giorgia Meloni, che ha deciso di lasciare questo compagno perché diciamo una relazione che si era già consumata, come ha detto lei, era già naufragata,
ma il coraggio anche di dire basta pubblicamente. Cosa ne pensa, dottoressa? Perché è molto importante per molte donne, perché dico, ma la Premier è fortunata, può permettere, però anche portare avanti situazioni che possono anche degenerare perché non hai il coraggio di dire basta o non sei supportata abbastanza come figura femminile. Cosa ci dice, dottoressa? Allora, sicuramente non conosco la situazione a casa della Meloni da vicino e quindi bisogna dire che così come si è parlato a lungo anche rispetto alla pubblicità del famoso supermercato che metteva in evidenza una nuova tipologia di famiglie che sono le famiglie separate o allargate, bisogna dire che non tutte le situazioni sono uguali, quindi non ho un giudizio in merito alla situazione specifica della ministra. Sicuramente la separazione non è una, sono diverse, ci sono separazioni più felici, separazioni meno felici e soprattutto bisogna tenere in considerazione che comunque in una separazione ci sono anche dei figli, ci sono poi magari i figli della successiva relazione, ci sono le compagne, gli ex compagni, quindi sicuramente non sono passaggi, sono transizioni che a volte sono più semplici, altre volte possono essere più complessi. Secondo, a mio avviso, quello che è importante è anche il ruolo politico che ha la ministra e l'idea di famiglia che nella sua visione politica porta avanti. Quindi questa sua ferita, che comunque sicuramente è una ferita, una separazione, una sorta di lutto, no? Proprio perché si abbandona un'idea di famiglia che si era avviata rispetto ad un'altra situazione che arriverà, metterà sicuramente in discussione anche l'idea di famiglia e sappiamo che la Presidente si è battuta sulla famiglia tradizionale, si batte come valore della famiglia tradizionale. Forse è il caso di eliminare questa parola tradizionalismo e capire che ci sono più famiglie e che anche la famiglia, le situazioni delle famiglie separate non è una, sono diverse e variano a seconda dei vari fattori contestuali. Ad esempio un divorzio, una separazione per una famiglia che ha un reddito economico elevato può essere meno complessa rispetto a chi magari ha un basso reddito, perché sappiamo che anche separarsi e il divorzio ha i suoi costi. Una situazione di separazione non conflittuale sicuramente produce delle conseguenze diverse rispetto a una separazione conflittuale. Quindi ecco, per inciso mi auguro che la separazione della ministra non sia una separazione conflittuale, che si consideri anche il benessere della prole in questa separazione, perché è vero che ci si separa come adulti, ma bisogna tenere sempre a mente che rimaniamo genitori e quindi è il ruolo importante anche della genitorialità e il mio auspicio è che questa esperienza personale, perché a volte anche in politica credo che si passi per esperienze personali, possa anche diffondere un'idea di famiglia che tenga in considerazione altre situazioni e quindi un po' eliminare un'etichetta di non esiste una famiglia, esistono tante famiglie, si può continuare ad essere appunto genitori e famiglia nonostante una separazione. È vero quello che dice dottoressa Santilli, però io parlo con diversi ragazzi, ho la fortuna di averne abbastanza attorno e molti di loro non accettano la separazione, nel senso che non accettano la nuova compagna, il nuovo compagno, fanno fatica e soprattutto ragazzi anche benestanti che hanno di tutto e di più ma sono in una solitudine totale. Ecco, vivono veramente malissimo questa situazione. È facile dire ho soldi, mi separo, però il primo anello dovrebbe essere i figli. I miei figli hanno capito, li ho preparati, sanno perché mi separo, perché io parlo con loro. E guardi che sono confidenze drammatiche che sento, dottoressa, ma veramente drammatiche. Non sanno niente, loro vedono che c'è questo distacco, ma lo vivono in maniera non, diciamo, realistica come è invece il marito o la moglie.
nel senso che parlano poco in casa che le cose non vanno bene, invece loro vorrebbero partecipare, essere coinvolti prima della separazione. Perché non lo fanno? Perché non si parla con questi figli, con questi ragazzi, o si parla quando fa comodo e su quello che vogliono dire certi genitori? Prego, dottoressa. Questo è un punto molto importante. Come si diceva prima, si è genitori e si è adulti. Quando un genitore non coinvolge il figlio, magari con l'idea di proteggerlo, no? Non dico nulla per il suo benessere, a volte si crea in realtà una ferita, perché magari stiamo rappresentando una sceneggiatura, una farsa di fronte al nostro figlio, e quindi nel momento in cui poi si dice che c'è una separazione in atto, i figli cascano un po' dal pero, perché è una situazione che potrebbe essere inaspettata, o magari annusano che qualcosa non va e non riescono però a dare una spiegazione. Questo avviene soprattutto con i bambini più piccoli. Quando io vedo, sento, percepisco che c'è tensione in famiglia, perché i bambini avvertono soprattutto l'aspetto emotivo, e non avendo delle spiegazioni, il rischio è che posso autocolpevolizzarmi, quindi forse sono io il problema. Mamma e papà litigano per colpa mia, quindi questo sicuramente è un elemento importante, e riguarda poi l'aspetto della regolazione emotiva futura degli adolescenti e degli adulti. Viviamo in un mondo in cui a volte l'elemento e l'emozione primaria deve essere la gioia e la felicità, però sin da piccoli ci insegnano che ci sono altre emozioni, c'è la tristezza, c'è la paura, c'è il disgusto, e questo nel momento in cui noi rappresentiamo in qualche modo un prototipo di famiglia che culturalmente magari ci portiamo dietro, non dando la possibilità agli adolescenti e ai bambini di capire anche che in famiglia ci possono essere momenti di tristezza, di conflitto, di rabbia, in questo modo stiamo diseducando a regolare da un punto di vista emotivo le emozioni, e per cui le conseguenze potrebbero essere assolutamente quelle che dice lei, no? Quindi sono arrabbiato, è la rabbia dei figli verso dei genitori che non si comportano come genitori ma come adulti solamente, no? Nel loro ruolo di adulto, senza considerare appunto il ruolo dei figli. Abbiamo detto che ci sono adulti che si separano, ma in una separazione bisogna continuare a mantenere alti livelli di genitorialità. Allora, dottoressa, io porto l'esempio che lei ha spiegato molto bene di questa donna sopravvissuta al Vajont, che si ricorda ancora adesso il trauma che ha vissuto quando da piccolissima, aveva detto 6-7 anni, ma se lo ricorda benissimo, quando dalla sua stanza da letto ha sentito queste parole che dicevano: domani mattina la bambina viene portata da un'altra parte, da un'altra famiglia, da altri familiari, perché così non può essere. Ma lei non sapeva che si rivolgevano alla pericolosità della diga. E lei lo diceva qui davanti alle telecamere, continuava a pensare: ma cosa ho fatto? Ma cosa ho combinato? Ma dove ho sbagliato? Cioè tutta la colpa se la prendeva lei, senza pensare minimamente che il pericolo era da un'altra parte e i genitori parlavano di tutta un'altra cosa. Però lei pensava di essere stata lei, se lo ricorda ancora e sta ancora male su questo ricordo. Per questo io la sto cercando di spiegare a quei genitori, a quei nonni che ci stanno ascoltando, invece di far partecipare i ragazzi, i figli, i nipoti alle discussioni, anche se sono discussioni importanti, loro riescono a capirle, hanno la sensibilità, forse sono più avanti di quello che pensiamo. Cosa dice, dottoressa? Assolutamente, e renderli partecipi delle discussioni, anche presentandogli le problematiche che fanno parte del nostro contesto, sviluppa in loro la capacità del pensiero critico e della riflessione. A volte noi sappiamo che soprattutto i più giovani, ma anche noi, ci ritroviamo in un mondo sommerso da informazioni, da social, e a volte anche il perpetuarsi di disinformazione è proprio dovuto ad un meccanismo
meccanismo che ci porta a non attivare quella parte cerebrale, che è una parte più lenta e che richiede riflessioni. Il partecipare all'interno delle discussioni dove persone hanno un pensiero diverso e dove magari discutono, no? E mi auguro poi che gli adulti siano anche in grado di discutere in modo assertivo rispetto a delle tematiche. Questo porta i ragazzi, i bambini, innanzitutto a percepire che si può avere un pensiero diverso dagli altri. Questo è fondamentale. Non devo per forza essere in linea con il pensiero unico. Pensiero unico e quindi l'errore, il bias che viene fatto nel nostro cervello di pensare che l'informazione corretta è l'informazione che magari viene condivisa dal maggior numero di persone. No, il pensare che posso dire di no, posso esprimere il diritto, un diritto da un'opinione che sia diversa anche dalla grande massa di informazioni, e soprattutto l'idea che se esprimo un'opinione diversa non succede nulla, si parla, ci si anche arricchisce nelle discussioni. Questo è un elemento molto importante, anche perché gestire i conflitti è difficile, richiede educazione, e noi a scuola facciamo matematica, facciamo italiano, ma nessuno ci insegna a come relazionarci con gli altri, per cui se siamo fortunati, viviamo in contesti adeguati, magari impariamo ad apprendere anche quelle capacità sociali, relazionali, di discussione, di critica, nel fare i complimenti, ma altrimenti il rischio è di non poter sviluppare queste capacità, e il reagire poi in modo non assertivo ai conflitti può portare invece allo svilupparsi di aggressività. Per cui lo rivediamo anche nella nostra società, che a volte anche tra i giovani ragazzi, no, il comportamento nella risoluzione dei problemi è la rabbia, l'aggressività e comportamenti non adeguati. Quindi molto chiara, dottoressa, la ringrazio. Poi ritorneremo su questo tema, perché è un tema che mi sta molto a cuore, visto quello che vedo tutti i giorni purtroppo, e soprattutto la visibilità che diamo al negativo invece che al positivo, all'esempio negativo che è poco rispetto all'esempio positivo, ma l'esempio negativo fa audience, c'è niente da fare ed è completamente sbagliato. Io cerco invece di portare esempi positivi. Uno di questi è proprio Raffaele Garisi. Andiamo a vedere questo video, Capoeira più musica, e poi conosciamo anche Raffaele Garisi. Allora, Raffaele Garisi, cosa ci racconti? Abbiamo visto questo video, abbiamo sentito e abbiamo parlato anche con tuo fratello, soprattutto abbiamo visto il Sant'Artemio, questo meraviglioso ippodromo dove c'erano tantissime discipline, c'eravate anche voi. Allora, come vuoi commentare anche le parole della dottoressa Santilli? Prego. Diciamo che io ho un'esperienza diretta, essendo separato e avendo 2 figli, quindi mi sono separato che i miei figli avevano 5-6 anni. E diciamo che i sensi di colpa emergono, sia come genitore ma soprattutto nei confronti dei figli. Cioè,
come genitori nei confronti dei figli, perché la vita, diciamo, di un adulto riesce ad affrontare questo trauma della separazione e quindi tutti gli eventi che poi si susseguono. Sei adulto e quindi hai la forza anche per andare avanti. Un bambino non capisce e quindi il fatto di, come si diceva, di spiegare, di comunicare, che non si vedano loro il punto della separazione, il fatto che loro siano loro i colpevoli di questa cosa, perché molte volte si colpevolizzano, no? E quindi insomma direttamente sono preso in carica da questa cosa qui e so che è una situazione difficile che però va affrontata, perché al giorno d'oggi le separazioni avvengono spesso. Sì. E appunto, come diceva la dottoressa Santilli, dobbiamo un po' sfatare questo mito della famiglia del mulino bianco, ecco, della famiglia tradizionale, perché il mondo è andato avanti, la donna si è anche emancipata, evoluta, non come potremmo essere, però dei passi li abbiamo fatti molto, molto grandi. C'è sempre qualcuno che mette dei paletti, anche donne. Ecco, io mi domando le senatrici, le nostre onorevoli, cosa stanno facendo in Parlamento se si decidono di fare un passo un po' più lungo per venirci incontro e darci la giusta dignità e il giusto rispetto. Però lo sport è importante, può insegnare molto. Sport vuol dire disciplina, regole. Abbiamo visto poi che specialmente nelle baby gang questi ragazzi, ecco, sono veramente aggressivi nella maniera sbagliata. Voi potreste tirare fuori questa aggressività nella maniera giusta, facendo le stesse cose ma nella maniera corretta, come si devono fare. Perché io mi ricordo, parlavo proprio con tuo fratello tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a collaborare assieme proprio a portare questa capoeira nelle piazze. Erano strapieni le piazze di ragazzi e ragazze che guardavano, che si confrontavano, che volevano provare. Cosa che non vedo adesso, scusami se lo dico, ma io non le vedo. Sarà che abbiamo anche pochi ragazzi, per carità, sarà anche vero. Però quando c'è qualcosa dove posso diventare anche protagonista, fanno fatica ad avvicinarsi. Ma io sono convinta anche di una cosa, Raffaele, che non si fidano più. Non si fidano perché li abbiamo talmente bastonati, nel senso che abbiamo tolto loro quello che loro volevano, essere protagonisti, partecipare, essere ascoltati. Non a caso è stato fatto un test dove si chiedeva cosa vuoi in questo momento e tutti pensavano, lo dico anche alla dottoressa Santilli, che questi ragazzi nell'anonimato scrivessero chissà cosa, chissà quale computer, chissà quale smartphone. Alla fine è emerso che la risposta era ascolto. Ecco, volevano e vogliono ascolto. Chi l'avrebbe mai immaginato? Prego Raffaele, cosa vuoi dire? Ma che semplicemente i tempi sono quelli della solitudine. Cioè i ragazzi sono soli e quindi non hanno la capacità e la possibilità di comunicare. Cioè si comunica tramite WhatsApp, tramite tutti i social. Anche se sono vicini? Assolutamente. E questo probabilmente implica che non ci sia più una relazione fisica, cioè a tu per tu di sentimenti, di emozioni. Vengono un po' tolte queste cose qui attraverso questi social. Quindi probabilmente hanno anche paura ad avvicinarsi a quelli che sono gli sport, a quelli che, cioè, ci sono meno ragazzi che praticano. Io sono 30 anni che pratico arti marziali e vedo che c'è una diminuzione di ragazzi che si avvicinano. Probabilmente anche perché tutto il discorso del PC, tutte queste cose qui influiscono notevolmente e danno questa solitudine di cui appunto sono investiti. E quindi l'ascolto, cioè la comunicazione, non c'è più questo ascolto
nei loro confronti probabilmente. Allora, dottoressa Santilli, molta solitudine sia da parte dei giovani che diversamente giovani, come li chiamo io, del mondo della disabilità e delle fragilità. C'è una solitudine che fa un silenzio assordante, è una solitudine invece che va ascoltata, che va capita. Ma come facciamo? 2 ore di sport nelle scuole, per fortuna che ne hanno aggiunto una, perché prima era addirittura un'ora sola, addirittura non si fa dall'asilo, dalle elementari, ma si fa più avanti. Capisci che non andiamo da nessuna parte se non iniziamo veramente a coccolare quei pochi ragazzi che ancora abbiamo la fortuna di avere, perché non è che ne abbiamo più molti come una volta, e li perdiamo sempre di più. Eppure loro stanno mandando dei messaggi molto chiari. Loro hanno l'obiettivo che è quello dell'ambiente, ecco, sono molto portati per l'ambiente, per gli animali. Dove li troviamo i giovani? Nelle associazioni animalistiche, perché si fidano, non si fidano più di noi purtroppo. Siamo 7.000 associazioni, ma le posso assicurare che quasi tutti hanno bisogno di volontari giovani perché non li abbiamo. Prego, dottoressa. Beh, il discorso della fiducia dei giovani nel mondo degli adulti possiamo immaginare che sì, sia frammentato, come si diceva, proprio perché un po' c'è stato un cambio di rotta generazionale, no? Dai baby boomer, dove c'erano le possibilità economiche, si è investito tanto nello studio, in un modello anche economico che produce competizione, l'idea di competere a tutti i costi, arrivare ai primi, e forse oggi nei contesti scolastici anche tra i genitori conta di più il corso di inglese piuttosto che l'attività sportiva, l'attività musicale. In qualche modo, no? È come se volessimo selezionare i giovani sin da piccolissimi, ci interessa più che sappiano leggere e scrivere a 3 anni piuttosto che sappiano sporcarsi. Abbiamo bambini che hanno fobie dello sporco, hanno paura di sporcarsi per le reazioni che magari ritrovano a casa, quindi capite che è cambiato totalmente anche l'attenzione educativa genitoriale nei confronti dei bambini. Oggi si parla anche di genitori elicottero, genitori che tendono in qualche modo a sostituirsi ai figli in tutto per tutto per evitargli cadute, fallimenti e via dicendo, e questo porta a chiusura, perché il bambino ha bisogno invece di inciampare, di cadere, e anche cadendo impara a rialzarsi. Lo sport alla fine insegna questo, quindi il fatto che ci sia una retromarcia soprattutto nel contesto sportivo, perché proprio il contesto sportivo ci insegna che per raggiungere un obiettivo bisogna allenarsi, sudare, faticare, che poi se si fa in squadra non siamo noi protagonisti assoluti, ma c'è una squadra di riferimento. Invece oggi abbiamo dato dei modelli valoriali per cui se non siamo noi in prima persona a risplendere, non c'è nessuno. Forse dovremmo riprendere questo come valore, il valore comunitario di solidarietà, all'interno del quale poi rientra anche l'attenzione di cui parlava lei verso le persone che hanno disabilità e vulnerabilità, e attraverso l'inclusione, lo stare con gli altri. Invece oggi fa quasi paura, no? Ma no, mio figlio è in una scuola con tot bambini stranieri, no? Quasi come se la presenza di persone di culture diverse portasse una barriera individuale anziché una crescita. Noi vivremo in un mondo che è sempre più eterogeneo, quindi viva le classi eterogenee dove ci sono persone con difficoltà, con storie di migrazione, con vulnerabilità personali, perché questo è il mondo in cui ci ritroveremo. Ma se continuiamo in qualche modo a sorvegliare dall'alto i nostri figli, cercando in qualche modo di costruirli immagine e somiglianza rispetto a un ideale di adulto che non sarà quello in cui loro vivranno, abbiamo fallito come adulti. Forse al tempo della velocità, che è specifica di questa società, dovremmo recuperare il tempo della lentezza, il tempo in cui si stava in comunità, in un mondo del lavoro anche, in cui il tasso di lavoro è sempre inferiore. Non sappiamo, no, con lo sviluppo tecnologico quante persone effettivamente lavoreranno, ma secondo me dovremmo investire a fare corsi di tempo libero, di gioco nei bambini, proprio perché va recuperato quell'aspetto della vita, altrimenti il rischio è che anche lo sport venga considerato come un'attività professionalizzante, e quindi investo sul mio figlio perché non si sa mai, magari da grande potrebbe fare l'atleta. No, lo sport va considerato come gioco. Poi tra
le persone che fanno sport, sicuramente ci può essere una percentuale di persone che magari dello sport farà la propria carriera, ma recuperare il gioco, il divertimento, i ragazzi si annoiano nelle attività che proponiamo perché avvertono la competizione, avvertono la pressione di fare le cose con successo, e il rischio è che se noi gli inculchiamo questa idea che se non è di successo è un totale fallimento, il rischio è quello che abbiamo sentito nelle cronache anche l'anno scorso e purtroppo continuiamo a sentire di ragazzi anche nei contesti universitari che purtroppo tentano il suicidio. Perché? Perché se non arrivano al successo nei tempi dettati dai genitori si sentono totalmente un fallimento e questo se lo portano poi a vita. Quindi allora, dottoressa Santilli, mi scusi se accorcio, ma le cose sono tante che vorrei chiederle questa mattina perché sono problemi che mi stanno molto preoccupando, glielo dico. Io sono andata in gita con 200 persone tra fragilità, studenti, anziani, proprio per non fare una gita con la disabilità, ma una gita inclusiva. E ho visto la preoccupazione anche di professori che hanno partecipato alla gita con questi ragazzi, diciamo, un po' vivaci. Beh, le posso assicurare che hanno avuto un comportamento corretto, educato, che i professori erano a bocca aperta, sembrava che non fossero più i loro studenti, perché partecipavano alla comunità, hanno mangiato i bagigi, chiamiamo noi le arachidi, hanno preso la scopa, hanno pulito senza che nessuno dicesse niente. I professori erano là che li guardavano e dicevano: ma cosa è successo oggi a questi ragazzi? Poi ho iniziato a parlare, a intervistarli uno a uno. Ed è venuto fuori che un ragazzo in particolare diceva: non sopporto gli scherzi che mi fa questo mio amico. E ho detto: ma questo tuo amico è qui presente? Sì, c'è anche lui. Allora, cos'è lo scherzo per te pesante? È troppo pesante. Mi fai un esempio? No, non voglio fare l'esempio, però sono scherzi pesantini. Allora sono andata dall'altro ragazzo e ho chiesto: ma perché fai questi scherzi pesanti? Ma non sono pesanti, è lui che esagera. Insomma, morale della favola, alla fine mi sono fatta promettere che questo ragazzo non avrebbe fatto più questi scherzi pesanti agli altri ragazzi più fragili. Me lo ha promesso e gli ho anche detto: guarda che se tu non mantieni la promessa io ti vengo a prendere, guardami bene, guarda che stai parlando con me, io ti verrò a prendere se tu non mantieni la promessa che mi hai fatto. Lui mi ha battuto il 5 e ha detto: stai tranquilla che lo manterrò. Sarà stata la gita inclusiva, sarà stato proprio essere a contatto con le fragilità, quelle vere, quelle che ti dici: ma quanto sono fortunato io rispetto ad altre realtà. Però questo è successo, forse dobbiamo metterli più assieme, li abbiamo troppo divisi, non conoscono neppure la parola CEOD e sì, vanno al liceo, sono ragazzi anche con una certa cultura, ma li abbiamo proprio divisi, non partecipano agli incontri con le RSA poco, nel mondo del volontariato neppure, però quando li intervisto mi dicono: eh sì, io vorrei fare volontariato, ma non lo conosco. E non raccontano bugie, perché quel volontariato che arriva a scuola non arriva nel loro cuore, perché non è protagonista. Loro non sono protagonisti, ascoltano la lezioncina, alla fine della lezioncina, ciao, non mi ricordo più niente. Sbaglio io, dottoressa, c'è qualcosa che si potrebbe fare di più? Perché se siamo 7.000 associazioni, ma non facciamo squadra, non arriviamo alle fragilità, è come non avessimo le 7.000 associazioni, o sbaglio? Prego. Assolutamente sì, tra l'altro nei giovani è proprio presente anche da alcuni studi questo atteggiamento, attitudine verso l'attivismo sociale, quindi in qualche modo la presentano, poi c'è una difficoltà proprio nel praticarla, perché come dice lei forse non conoscono il mondo dell'associazionismo oppure non comprendono che in realtà loro possono dare un contributo all'associazione, a volte si percepiscono anche immaturi, no? Lei diceva nell'esempio che ha riportato: ho dato una scopa
acqua, si sono messi lì e hanno pulito. A volte vengono educati anche nelle famiglie nel non ricevere dei compiti. I figli non fanno quasi mai parte della vita familiare, no? Chi apparecchia la tavola sparecchia sono i genitori, in qualche modo no, tu riposati, sei stanco. Invece attribuirgli dei compiti sin da piccoli, anche nel contesto familiare, e a riuscire ad allenare, avere uno sguardo sul contesto, ovviamente questo gli dà la possibilità di sviluppare un senso di responsabilità nei confronti della comunità, che abbiamo perso, come diceva lei, perché a volte anche le situazioni di fragilità, di difficoltà sono un po' isolate tra di loro, perché magari le persone stesse hanno paura di un genitore con una figlia con la sindrome di Down può porsi il problema di portare la figlia al parco per paura delle prese in giro, ma portiamoli, facciamoli entrare nel contesto, nell'altra parte alleniamo gli altri a giocare insieme ai bambini che hanno delle difficoltà. Ma dottoressa, mi scusi, non è colpa loro, però c'è l'adulto qua che non riesce a fare quel passo in più che dice lei. È quello il grande problema, non possiamo incolpare questi bambini che diventano ragazzi e poi alcuni fanno parte di questi baby gang, però bisogna guardare il rovescio della medaglia, perché se tu non mi ascolti io faccio in maniera che tu mi ascolti e divento aggressivo, allora mi ascolti e mi vedo e vado nei social, i miei amici mi vedono. Ma l'aggressività dell'adolescente al pari del pianto del bambino capriccioso che i genitori non lo guardano e fa di tutto per attirare l'attenzione. Ed è sicuramente una responsabilità degli adulti, e mi verrebbe da dire non solo gli adulti genitori, perché gli adulti sono anche negli altri contesti, nel sistema educativo. L'insegnante che dice non ci credo, non sono miei ragazzi, è perché abbiamo mai provato a vederli con occhi diversi? Ferma dottoressa, se non mi cade la linea che abbiamo Franco da Boara Pisani, poi continuiamo. Prego Franco, ciao. Pronto, buongiorno a tutti. Ritengo così, a mio modo di vedere, non essendo certo un educatore, ma avendo avuto una figlia, devo cercare di educarla nella maniera più corretta possibile, senza umiliarla. Intendo dire che tutti i bei discorsi con i grattati, perché magari altro, so bene quanto ci tieni all'educazione dei figlioli. Però vedi Mirella, è vera dottoressa, tutto parte dalla famiglia. Se la famiglia, che sarebbe il lievito non è buono, il pane sicuramente non viene buono. Se la famiglia si insegna ai figlioli a lavorare, a produrre, ad essere seri, a divertirsi con gli amici, a avere rispetto degli altri, quando faranno quel passo in più per giungere alla scuola, per giungere alla società, all'assieme dei ragazzi, arriveranno con un bagaglio di educazione e di buone maniere, non da suorette o da fratini, ma da persone educate, da sociali. Il pane sarà più facile lavorare, ma se in casa si proteggono i figli, se il ragazzo fa qualche corbelleria a scuola si va a baluffare con l'insegnante, se li si lasciano soli con i telefonini e con tutti quegli strumenti e le cose, è certo che manderemo nella società qualcosa di cattivo e di poco buono e sul quale lavorare è molto difficile. Buona giornata e viva! Grazie, saluto Franco, un grande abbraccio Franco. Allora Raffaele, come commenti le parole sia della dottoressa che di Franco, ma soprattutto l'importanza di fare più sport anche nella scuola, nel dopo scuola, perché non hanno manualità, ma come possono avere la manualità? Prego. Beh, allora, bisogna cercare di includere e andare proprio vicino ai ragazzi. Noi stiamo cercando di lavorare con bambini, con ragazzi. È da anni che facciamo attraverso la giornata dello sport, pratichiamo, andiamo nelle scuole a fare delle dimostrazioni e cercare di dargli una visione di quello che è lo sport, dei benefici che ha e dell'aggregazione.
Naturalmente ci vuole anche un po' di disciplina, cioè secondo me anche lo sport deve anche insegnare a divertirsi, però anche, soprattutto nelle arti marziali, a dare un po' di disciplina. Ci sono delle regole e quindi molte volte credo che questo possa aiutare il ragazzo ad avvicinarsi, a divertirsi, ma anche a dare un attimo di regolamentazione, di rispetto anche verso le persone. Le arti marziali si praticano sia a livello individuale, ma è il gruppo che ha l'importanza. Nella capoeira ancora di più, in cui non si può praticare capoeira da soli, ma è il gruppo stesso che deve suonare e deve comunque giocare, non si chiama combattere, ma giocare la capoeira. E per noi è importante, insomma, che i ragazzi vedano e possano in qualche modo fare qualcosa che li possa aiutare a non isolarsi, a essere ascoltati. È un ambiente anche di ascolto lo sport, quindi insomma stiamo cercando di avvicinarci in questo modo. Prego dottoressa, come commenta? È così difficile arrivare a questi ragazzi, sono là che non stanno aspettando altro, certo dobbiamo andarli a prendere per mano, da soli non arriveranno mai. Prego dottoressa. Assolutamente dobbiamo andarli a prendere, e io credo che appunto anche in relazione all'intervento che c'è stato prima c'è una responsabilità familiare, ma non possiamo delegare tutto alla famiglia, perché a volte ci sono anche contesti familiari che magari per motivi economici, per motivi di status sociale non hanno la possibilità di stare a contatto con i propri figli. Quindi qui interviene anche la comunità educante, la comunità sportiva e soprattutto le politiche per i giovani, perché se vogliamo in qualche modo coinvolgere i giovani dobbiamo metterli nelle condizioni di essere coinvolti, quindi ad esempio sostenere anche attività sportive per i giovani. A volte le famiglie fanno anche conti, no? Dove quali scelte devo fare, libri di scuola o l'attività sportiva, no? Oppure far conoscere realtà alternative, perché poi ci sono anche tante realtà che vengono incontro alle esigenze dei giovani stessi, come si diceva l'attività di volontariato, per cui vanno in qualche modo coinvolti e dobbiamo andare noi da loro, non aspettarci sicuramente che vengano loro da noi, con una però apertura mentale nei loro confronti, guardando la loro realtà, distaccandoci da quella che è la nostra storia e quello che è stato il nostro bagaglio culturale, perché altrimenti non riusciremo mai ad entrare in interazione con loro. E tra l'altro, a proposito delle regole, le regole e il gioco, appunto tutti i giochi sono fatti da regole ben precise, sono fondamentali. Le regole danno stabilità. Il bambino di 2-3 anni che non ha regole è solitamente il bambino più capriccioso, e così l'adolescente senza regole. Quindi assolutamente attività sportiva, attività di volontariato in cui ognuno agisce, mette in atto un comportamento che non è solo verso se stesso ma verso gli altri. Quindi quello che dobbiamo riuscire a fare è uscire da questa ottica, in primis noi adulti, quindi al coinvolgimento degli adolescenti in attività che magari non porteranno a nulla in termini, diciamo, produttivi economici, ma possono portare un grande bagaglio di esperienze nella vita di questi giovani. Un'altra cosa che ho osservato, dottoressa, è che alla fine questi ragazzi, non avendo un capo in famiglia, perché il genitore è molto fragile, sia magari può essere il padre o la madre, loro hanno preso il sopravvento, però nel momento che fanno parte di queste compagnie loro hanno il capo, loro vogliono un capo e stanno alle regole del capo, perché sennò vengono messi fuori gioco. Allora vuol dire che il messaggio è: io voglio il capo e voglio la regola, voglio un genitore autorevole, non autoritario, che è diverso, ma lo voglio con delle regole.
problema è qua che certi genitori non riescono a essere autorevoli perché sono loro stesso dei fragili e il ragazzo lo nota questo, perché a loro basta un battito di ciglia per capire chi hanno di fronte, perché sono così. Ricordate che sono più svegli di quello che pensiamo, anche se sembrano certi timidi. Io li chiamo sempre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Escono da casa che hanno questa doppia visione, ma poi viene fuori quando sono da soli. Ecco, perché questo? Perché non riescono a capire i genitori che devono diventare autorevoli, di essere proprio genitori, perché è quello che vogliono i ragazzi, perché dopo lo trovano fuori ed è l'amico sbagliato magari. Prego. Guardi, io credo che così come ci deve essere un'educazione ai giovani, in questo momento storico anche gli adulti si trovano persi. Immaginiamo i genitori di oggi che vengono anche da un contesto lavorativo, professionale diverso da quello degli anni passati, dove ritroviamo genitori che magari perdono il lavoro, non hanno la possibilità di rimanere nei contesti lavorativi con conseguenti problematiche economiche, l'idea di precariato, l'idea di rischio che comunque fa parte della nostra società, no? Si vive di emergenza in emergenza, quindi è vero, i genitori hanno una responsabilità, ma nello stesso tempo dobbiamo aiutare anche i genitori a comprendere, a poter stare, a poter programmare, progettare, dar regole anche in questo momento sociale, storico, che per tante motivazioni è instabile, è insicuro, crea difficoltà sicuramente anche per un genitore porre dei paletti, perché si ritrova, percepisce che sta crescendo un figlio in un contesto diverso magari da quello familiare, di provenienza, e nello stesso tempo gli mancano delle coordinate al genitore per poter avere l'efficacia genitoriale, che è quella di pensare, di poter incidere in modo significativo con i propri figli. Infatti a volte o si perde totalmente il controllo, a volte ci si rapporta un po' alla pari. La interrompo, dottoressa, perché vorrei sentire anche Raffaele Garisi in merito a questo, perché anche lui si maestro di capoeira ma anche genitore, un genitore che ha capito la difficoltà anche di dialogare con questi ragazzi che fanno fatica a capire. Non è facile capire una separazione, un allontanamento, perché cambia loro la vita, non c'è niente da fare, è questa la realtà. Prego. Guarda, stavo pensando mentre parlavo alla dottoressa che effettivamente noi dobbiamo dare delle regole e dare una disciplina, perché è importante, loro hanno necessità di questa cosa qui. Perché se non ci sono, altrimenti, cioè, il gioco stesso, come si diceva, è retto dalle regole. Allo stesso tempo però credo che dobbiamo anche dare la possibilità a questi ragazzi di mettersi in gioco. In che senso? Nel senso di sì, noi proporre qualcosa, ma che poi anche loro possano in qualche modo far evolvere, non so, a livello associativo parlo, visto che comunque io faccio parte di un'associazione di volontariato, perché la nostra è un'associazione no profit, di dare la possibilità, dare degli spazi a questi ragazzi, per mettere in atto delle idee anche. È importante perché si rendono, diciamo, partecipi, si rendono responsabili, altrimenti non si prendono la responsabilità. Noi proponiamo qualcosa, ma poi senza la possibilità che loro stessi si possano responsabilizzare e appunto mettere in azione le proprie idee, che credo sia molto importante questa cosa qui. Ad esempio, dottoressa, io sono molto arrabbiata con i centri estivi. Nel senso che anni, lei sorride e mi viene da piangere, sono anni che dico che dovrebbero essere gli stessi ragazzi nel momento che finiscono le scuole, naturalmente seguiti anche da educatori, non dico mica solo da soli, però farli diventare protagonisti per cercare di aiutare, ecco, a fare questo centro estivo che diventi un centro proprio di inclusione, un centro dove io sono protagonista e ho la responsabilità di far giocare e far crescere
e i miei bambini più piccoli che sono vicino a me, perché per loro sono molto bambini, loro sono gli adulti, anche se sono piccoli, gli altri sono bambini, perché è così. Però non si fa, dottoressa. Io vedo centri estivi con dei prezzi incredibili, dico perché dobbiamo pagare il centro estivo? Vediamo ragazzini annoiati dopo il centro estivo, perché non sempre i centri estivi sono all'altezza della situazione, e vediamo tanti ragazzi invece che non partecipano più neppure al centro estivo, non vanno. L'ha detto il sindaco di Spresiano, ne avevo 8, eliminato il centro estivo. Allora non è che loro non vogliono partecipare, loro vogliono qualcosa in più, vogliono essere protagonisti. Ecco, vogliamo capire che dobbiamo renderli protagonisti e magari aiutare quei bambini senza pagare cifre che veramente sono incredibili a volte per chissà cosa, ed aiutare anche le fragilità, perché io ho visto anche in questa gita inclusiva che loro aiutavano il ragazzo o la persona in carrozzina, erano loro che si prodigavano, li ho fatti intervistare, ho dato loro il microfono e ho detto fai, ed erano contenti perché sapevano che in quel momento non era Mirella, non era l'educatore, erano loro i protagonisti. Ma sa che bravi, dottoressa? Ma bravissimi! È come lo avessero sempre fatto. Allora vogliamo capire che forse dobbiamo fare più squadra e dare la possibilità a questi ragazzi di essere ascoltati? Prego, dottoressa. Assolutamente, sono il dare delle responsabilità, dare dei compiti aiuta e tra l'altro le scuole elementari una volta, ma anche alcune scuole dell'infanzia ancora, lavoravano per classi eterogenee, non omogenee, no? Quindi non c'erano le classi di 4, dei 5, dei 6, ma c'erano mischiati, no? In classi diverse, e questo aumentava la possibilità dei bambini più grandi di sentirsi responsabili nei confronti dei bambini più piccoli. Alcune scuole dell'infanzia, molte lavorano ancora così. Credo che forse recuperare anche questo elemento che a volte nelle scuole elementari si attua magari con i bambini che sono più svegli, che potrebbero aiutare il bambino che magari è più lento nel completare un compito, ma responsabilizziamo il bambino nel guardare gli altri e quindi avere una visione che magari accanto a noi c'è una persona che non ha terminato, che magari ha bisogno di una mano, anche perché in questo modo diamo anche l'opportunità di sviluppare a livello cognitivo il processo di elaborazione dell'informazione e a livello sociale quello di rendersi conto che si vive in un contesto dove ci sono gli altri e non per forza gli altri devono venirmi a chiedere aiuto, ma magari io posso anticipare la richiesta di supporto da fare agli altri bambini. Quindi l'idea di lavorare in modo anche con gruppi eterogenei, questo sicuramente sviluppa il senso di responsabilità e anche un comportamento proattivo verso gli altri. Dottoressa, la interrompo, se no mi cade la linea. Abbiamo una mamma, abbiamo Raffaella da Paese. Ciao Raffaella, benvenuta. Ciao Mirella, buongiorno alla tua ospite. Io vi ho seguito e mi sento molto motivata e volevo dire una cosa, se posso. Allora, dottoressa, io sono mamma di una ragazza speciale e di un adolescente e un bambino che stanno benissimo. Bene, allora io sento tante parole, sento tante buone idee, per poi alla fine raccolgo aria. La concretezza la raccolgo solo da Mirella. Le faccio un esempio concreto. Quest'estate c'è stata una grande opportunità per mia figlia speciale a Villa Margherita Inclusiva, la scuola del fumetto. Grazie alla scuola del fumetto, grazie al cuore e alla volontà di Mirella, mia figlia ha potuto fare un mese essendo inclusa, essendo accettata e vedendosi che la lingua dei segni era diventata un motivo per la scuola del fumetto per disegnare una mano, le dita. Mia figlia ha una disprassia, vuol dire che ha una difficoltà nella programmazione motoria, utilizza la lingua dei segni perché è muta, non è sorda. Alla fine di questo mese c'è stato un miracolo, grazie a Mirella e grazie a questo maestro della scuola dei fumetti e grazie ai ragazzi della scuola dei fumetti. Mia figlia ha migliorato moltissimo nel disegno. Se non c'era questa possibilità, Lisa avrebbe fatto il mese di luglio a casa con la mamma. Perciò mi piacerebbe molto che la grande Mirella, la grande famiglia di
Sveglia Veneti, la rete veneta, fosse più ascoltata e non sentita. Mi scusi, ma ci tenevo perché, guardi, per me Villa Margherita e Mirella sono quella luce che nel tunnel del buio ancora oggi a scuola e fuori della vita io trovo il buio e non trovo ascolto e non trovo inclusione. Non ce l'ho su con lei, volevo precisare, però ci tenevo a dirlo perché sarebbe stata un'estate molto triste. Grazie Mirella, grazie a voi famiglia, arrivederci. Grazie Raffaella. Raffaella mi emoziona sempre. Pensi, dottoressa, che questa mamma ha preso questi 3 fratellini adottivi, li ha portati a casa tutti e 3, non li ha divisi e sta passando le pene dell'inferno per cercare di inserire Lisa a scuola. Non c'è il maestro di sostegno, non sempre, fa pochissime ore, la lingua di segni non ne parliamo. Allora capisce, dottoressa, che io cerco di fare quello che posso naturalmente, però cerco di dare anche ascolto a questi genitori, a queste famiglie e cercare di far vivere questi ragazzi la realtà della normalità. Mamma Raffaella non partecipava a questi incontri, c'era Lisa, c'era l'insegnante della lingua dei segni, c'erano i ragazzi del fumetto, ma Lisa si sentiva normale. Era accolta come una qualsiasi altra bambina o ragazzina che frequentava questo centro estivo. Ecco, cosa vuoi dire, Raffaella, tua mamma Raffaella? Raffaella e Raffaella. Beh, è chiaro che dobbiamo rompere con quelle barriere culturali in cui ci troviamo. Cioè bisogna avere meno idee e essere più pratici, e questa è la cosa importante. Per esempio noi adesso abbiamo una mamma che ci ha chiesto di far partecipare sua figlia che è disabile, che è speciale, mi piace la parola speciale, e questa bambina speciale, e quindi adesso verrà a provare a fare capoeira con noi, e noi non so che tipo di specialità abbia, diciamo, però a noi questa cosa qui insomma emoziona, e cercheremo di includerla in quella che è la nostra attività. Bisognerebbe fare sempre questa cosa qui, perché non c'è differenza in realtà. Ecco. No, ma c'è la differenza, perché dottoressa, noi queste persone li abbiamo chiamati mongoloidi. No, perché bisogna dire quelle cose come stanno, con dei nomi mostruosi. Continuiamo a chiamarli disabili, che loro non lo sentono assolutamente, diversamente abili. Cioè mai che li abbiamo chiamati per nome, mai. Allora noi quando vediamo passare queste persone, ecco là, i disabili, mongoloidi, handicappati, così li chiamiamo. Siamo anche noi che dobbiamo culturalmente, come dice Raffaele, cambiare e dire: guarda, sta passando Maria, Antonia, Michele. Ecco, perché si fa così fatica? Perché ci chiudiamo nel momento invece che dovremmo aprirci a queste realtà? Eppure io ho visto nella gita inclusiva che ho fatto a Venezia, quando siamo scesi dalle motonave e siamo arrivati in piazza San Marco con tutti questi plateatici strapieni di persone, li guardavano con amore, avevano piacere di vedere a Venezia che c'erano queste persone che stavano andando a fare una gita. Proprio c'era amore negli occhi che vedevo, però sono convinta che pensavano: ecco qua i disabili. Io sono convinta di questo, non la persona, il bambino, la ragazza, l'anziano, il disabile. Prego dottoressa, certo che culturalmente dobbiamo farne di strada, Sì, e questo è un argomento che mi sta molto a cuore. Io mi occupo proprio della tematica dell'inclusione all'università, e il mio, diciamo, obiettivo sarebbe proprio quello di infondere una cultura diversa sull'inclusione. Allora, sul tema del linguaggio delle parole, noi sappiamo che il linguaggio porta atteggiamenti e attiva dei comportamenti specifici, quindi dovremmo evitare di utilizzare certi termini, che tra l'altro non perché c'è il dibattito sul politicamente corretto, ma perché l'organizzazione
l'Organizzazione Internazionale della Sanità ci sottolinea come questi termini non siano termini adeguati e l'attenzione è di porre prima la persona e poi la disabilità, quindi è persona con disabilità, eventualmente se dobbiamo specificare, altrimenti basterebbe, come diceva lei, un nome e un cognome. E il termine, il linguaggio che utilizziamo attiva degli atteggiamenti, perché il nostro cervello categorizza e crea degli stereotipi. Quindi se io chiamo una persona disabile è qualcosa per cui il dis manca di abilità, per cui mi aspetto che quella persona si comporterà a seconda dello stereotipo che la mia mente ha attivato, quindi magari non avendo delle abilità specifiche. Quindi se siamo in un contesto scolastico non avrà le abilità, le performance scolastiche, se siamo in un contesto professionale quelle professionali. Questo attiva poi dei comportamenti che portano dalla parte di chi etichetta, utilizza un determinato linguaggio, ad individualizzare la persona, cioè non esiste più la persona, esiste solo la disabilità, a stigmatizzare, quindi porre l'enfasi sugli aspetti negativi e non sui punti di forza che comunque una persona nonostante la disabilità ha. E altro elemento porta ad un isolamento sociale, quindi alla fine le persone che sono stigmatizzate sono socialmente isolate. Ma un altro elemento importante veloce, dottoressa, che devo chiudere. Porta anche all'autopercezione dell'etichetta sulle persone con disabilità, quindi cambiare il linguaggio è una questione etica, ma anche una questione che è in linea con le organizzazioni internazionali delle persone con disabilità. La ringrazio veramente di queste parole, di quello che ha cercato di spiegare anche questa mattina. Anche noi dobbiamo cambiare, dobbiamo guardare con altri occhi queste realtà che veramente sanno dare molto di più di quello che pensiamo. Loro hanno sempre il sorriso, quello che manca a molti di noi. Invece la prima cosa che loro fanno è sorriderci ed abbracciarci. Grazie alla dottoressa Sara Santilli, grazie a Raffaele Garisi, grazie pubblicità. Grazie a voi. Grazie. Vi presento un altro gradito ospite, è tornato a trovarci il professor Annibale Bigeri, docente di statistica all'Università di Padova. Buongiorno professore, buongiorno. Grazie di essere qui. Allora, grazie, si parla di giovani, abbiamo parlato tanto di giovani questa mattina, di diversamente giovani, ma soprattutto i messaggi che arrivano, messaggi devastanti in questo periodo, non sempre positivi, dove invece il ragazzo ha bisogno di positività, di credere, di centrare l'obiettivo anche nella scuola e nell'università, ma non solo. Manca lo sport, mancano le regole, la disciplina, ma non tutti. I messaggi negativi sono inferiori ai positivi, ma sono quelli che fanno audience. Allora lei come si fa fare l'audience questa mattina, dandoci che dati, professor Bigeri? Prego. Ma parliamo della qualità dell'aria, visto che a loro interessa molto, ad esempio. In un momento buono, grazie al tempo che lì per lì sembra peggiore, no? Un po' di pioggia ripulisce l'aria. No, il messaggio è di stare attenti alla grande massa di informazioni che ci arriva grazie a internet e a tutti i media di cui soprattutto i giovani abbondano. Loro sono molto più capaci di noi di sfruttare questi avanzamenti della tecnologia. Però la difficoltà è quella di capire il reale valore informativo delle cose che leggiamo. Quello più comune, no? Che ora tutti parlano, la chat GPT,
la chat che parla come noi, in genere trasmette messaggi che sono stati raccolti in precedenza. Fa uso di tutte le informazioni, i libri, la grande quantità di materiale che è stato digitalizzato e immesso nella rete. Allora guardavo l'altro giorno su un tema particolare e mi sono stupito che le informazioni di chat GPT erano vecchie di 20 anni. Mamma mia. Ora, chi lo sa? Se lo diceva lei stamattina, noi no, di sicuro. No, è su un tema particolare, perché è quello che io conosco. Certo. Ma su quelli che io non conosco non riesco a capire se l'informazione che mi viene fornita è vecchia, di buona qualità, oppure no. Ecco, il rischio è questo qua. Spesso questi sistemi sono utili per chi sa già. Non lo sono per chi non sa già. Quindi è difficile. Pericolosi anche. È difficile e pericoloso, ma dall'altra parte permettono un grande avanzamento. Tutta l'industria culturale dei media può automatizzare una serie di funzioni, e anche nella scuola. C'è grande discussione sull'utilizzo di questi sistemi per l'istruzione. Ecco, questo. Allora mi lego all'inquinamento perché il Parlamento europeo, la notizia sulla stampa intorno a metà di settembre, sono ritornati sugli organi di stampa intorno al 10 di ottobre, il Parlamento europeo ha parzialmente corretto la proposta della Commissione europea sui nuovi limiti per le linee guida della qualità dell'aria, quindi la nostra legislazione a breve verrà aggiornata. Saremo chiamati a adeguare i limiti dell'inquinamento, finalmente, perché sono fermi da molto tempo, si basavano sulle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2005. Queste linee guida sono state aggiornate nel 2021, cioè molto tempo dopo, e hanno cambiato sostanzialmente i limiti. Per esempio il biossido di azoto, quello che ci preoccupa per le auto diesel, è stato abbassato del 75%, da 40 microgrammi metro cubo come media annua a 10. Hai capito? Quindi cambiamento radicale, che prende atto di quello che la ricerca scientifica ha prodotto in questi anni. Finalmente, perché non è che la ricerca scientifica l'ha prodotto solo nel 2020, questi risultati erano già noti da almeno 10-15 anni e c'è stato, diciamo, un grande ritardo nel trasformare queste informazioni scientifiche in indicazioni di policy, di legge. Però finalmente l'hanno fatto nel 2021 e la Commissione europea, come anche gli enti americani, hanno cominciato a discutere di nuovi limiti, non così rigidi come quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma abbastanza vicini. Per le polveri sottili, il PM2.5, quelle più pericolose, si passa come media annuale da 10 a 5, quindi un limite di 5 come media annuale è importante. Teniamo presente che quello che respiriamo nelle giornate peggiori d'inverno è superiore a 30, 40, anche 50 microgrammi metro cubo rispetto allora, dottor Bigelli, professor Bigelli, interrompo un secondo perché salutiamo anche il dottor Agostino Miozzo, medico emergenze sanitarie. Buongiorno dottor Miozzo, mi dispiace per il disguido che c'è stato questa mattina, le chiedo venia veramente, ma può succedere purtroppo. Allora, dottor Agostino Miozzo, grazie di essere qui. Io ho sentito il professor Annibale Bigelli, veramente sono rimasta sbalordita di questi dati vecchissimi che avevamo
avevamo come statistica per quanto riguarda l'inquinamento, perché erano fermi dal 2005, se non sbaglio, professor Biggeri, sì. E finalmente nel 2021 si sono riveduti e scopriamo delle cose incredibili. Lei dal suo osservatorio cosa ci dice, professor Miozzo? Questa emergenza sanitaria come sta andando, cosa sta succedendo? Perché guardi che stiamo navigando nella confusione totale, vaccinati sì, vaccinati no, inquinamento sì, inquinamento no, ma una persona a casa, visto che siamo anche una popolazione di diversamente giovani, cosa può pensare, cosa può provare? È il famoso Mino Vo combatte in dialetto veneto, è dovuto anche questo, e tanto nessuno mi ascolta, anche se dico la verità o ho bisogno di un qualcosa, nessuno mi dà niente. Prego, dottor Miozzo. Ma lei mi fa una domanda assai complicata. Non ho, purtroppo mi sono messo in contatto solamente adesso e quindi non sono riuscito ad ascoltare la presentazione precedente. Ho sentito solo che si parlava di polveri e di emergenza ambiente, polveri, eccetera. Lei mi chiede delle emergenze sanitarie in generale, che cosa sta succedendo. In effetti stanno succedendo tantissime cose che purtroppo hanno un fattore comune, la scarsa comunicazione, un'informazione al pubblico che è sempre più complicata e sempre più difficile, anche perché oggi viviamo la difficoltà di comunicare qualche cosa. L'istituzione cerca di comunicare, di dare delle informazioni attraverso i canali abituali, i canali ordinari, l'informazione televisiva, l'informazione dei giornali, eccetera. Purtroppo oggi, devo dire, la vera comunicazione, non nel senso vero in termini qualitativi, ma in termini quantomeno quantitativi, viene data dai social. E i social sono assolutamente incontrollabili. I social raccontano la qualunque, come si suol dire, raccontano il tutto e il contrario di tutto, e questo è quello che rende complicata la comunicazione istituzionale. Lei mi ha chiesto dell'emergenza vaccini, del Covid, piuttosto che di qualsiasi altra cosa. Ecco, la vera difficoltà oggi è interagire con il nostro pubblico, con le persone, con la signora Maria, con il signor Giuseppe, con i diversamente giovani si vuole, ma anche con i giovani, perché il problema riguarda soprattutto loro che vivono 23 ore al giorno incollati al telefono cellulare e ai social. La difficoltà che abbiamo di comunicare utilizzando nuovi metodi comunicativi che purtroppo non fanno parte della tradizione della comunicazione ordinaria. Allora, la ringrazio veramente, dottor Miozzo, per queste parole. Io cerco di fare del mio meglio con questa trasmissione, di invitare gli addetti ai lavori, quelli seri però, dottor Miozzo, perché veramente noi abbiamo bisogno di persone serie, di addetti ai lavori che dicano la verità, non che mirino a poltrone politiche. Adesso se tutti sono in campagna elettorale bisogna stare molto attenti. Il professor Biggeri diceva una cosa molto importante, che adesso io voglio che lei la ripeta, perché è troppo importante quello che ha detto il professor Biggeri e che il dottor Miozzo non ha sentito. I dati che avevamo, che le persone leggevano, perché ormai ci colleghiamo con questi nuovi strumenti tecnologici, però non sempre è la verità quella che leggiamo, oppure sono informazioni vecchissime che non danno la realtà dei fatti. Lo ridica, professor Biggeri, quello che il dottor Miozzo non ha ascoltato. In sintesi, la disponibilità di informazioni su internet e l'uso di metodi anche strumenti più moderni di intelligenza artificiale sono di grande aiuto a chi sa già. È molto più complicata la questione per chi non sa. Possono essere un volano di trasmissione delle cosiddette fake news, possono incrementare la polarizzazione, sono difficili da usare. Allora, se mi collego al ragionamento precedente, l'informazione sulla qualità dell'aria, che vado un po' sui temi che conosco di più, è molto interessante che in questa fase di discussione a livello europeo dei nuovi limiti di legge che dovremo implementare,
ci sia un dialogo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sui tempi più che sui limiti a cui andare, che saranno intorno a 10 microgrammi metro cubo per il PM2.5, ma è molto interessante che il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di punti di misura. Questo va in controtendenza rispetto a quanto fatto in precedenza, in cui si usava molto la modellazione statistica, i calcoli numerici, tutte quelle meraviglie che si ritrovano su internet. C'è un bisogno a ritornare a un dato oggettivamente misurato con degli strumenti, più che con l'uso dell'integrazione di informazioni da satelliti, da altre vie, però indirette. Questo è interessante e prego. Ci dà un legame con quello che i cittadini per conto loro possono produrre come conoscenza. Molte associazioni, ma anche singoli cittadini, si sono dotati di sensori per la misura dell'inquinamento dell'aria. Anche in questo momento noi possiamo vedere ogni 5 secondi cosa succede a Oderzo, a pochi chilometri da qua, perché un cittadino ha installato nel proprio cortile un sensore a basso costo, sono meno di 150 euro. Allora, cosa apre questo? È chiaro che seguire le indicazioni del Parlamento europeo di monitorare più strettamente sul territorio l'inquinamento con centraline da 500.000 euro ciascuna rischia di essere una dichiarazione di principio che raramente potrebbe avere una realizzazione pratica per il costo, che dobbiamo affrontare anche problemi economici tutti i giorni. Ma questo apre la possibilità dell'integrazione tra quanto il cittadino misura per suo conto. Diventa protagonista, certo, diventa partecipe. Partecipe, ma con l'ente pubblico. Non contro l'ente pubblico, ma insieme. Aiuta, perché un sensore sarà da poche centinaia di euro, avrà un grande margine di errore. Però, se ben calibrato, dà un'immagine locale di un fenomeno su scala più grande che è quello che misura l'ente pubblico. Allora, questo apre molte cose, soprattutto sul lato delle fake news ci si confronta, non c'è più la polarizzazione su un mostro dell'inquinamento, ma il cittadino che misura vede ogni 5 secondi cosa gli succede e comincia a capire il buono e il cattivo di quello che c'è. Ecco, io credo questo sia una cosa importante, sono contento che il Parlamento europeo abbia E noi l'abbiamo saputo da lei questa cosa, professor Bigeri, non da altri, l'importanza della comunicazione, quella reale. Allora, dottor Miozzo, quello che preoccupa veramente anche il cittadino, come diceva il professor Bigeri, perché non conosce la realtà, quella vera, finalmente qualcosa sta cambiando, è veramente, le telefonate che io ricevo è che se questo inquinamento dell'aria è dovuto anche alla posizione dove abitiamo, che è la pianura padana, questa sacca che viviamo, e questo Covid, che veramente questi virus che si alimentano di più in queste zone. Fatalità, la Lombardia e il Veneto sono le zone più colpite. Lei cosa ci dice? È un'emergenza ancora che abbiamo in queste due regioni, un'emergenza sanitaria che dobbiamo stare attenti? Prego, dottor Miozzo. Dunque, l'emergenza non credo che abbia particolari relazioni con la pianura padana piuttosto che con l'Appennino umbro-toscano o quello che sia. Tra Lombardia e Veneto abbiamo un terzo della popolazione italiana, quindi quasi un terzo, un quarto, un terzo della popolazione italiana, cioè siamo su 15 milioni di abitanti solamente in queste due regioni. Se aggiungiamo il Piemonte, capite bene che la fascia nord
del nostro paese conta una gran parte della popolazione, quindi che ci sia stata una concentrazione all'inizio della pandemia di virus in quella realtà, in quelle regioni, forse è legato sia al numero della popolazione presente che vive nelle zone, sia al fatto che quella è un'area molto ricca che consente commerci e movimentazione delle persone, per esempio con la Cina. Quanti sono gli operatori che hanno business con la Cina che nel periodo del 2020 piuttosto che oggi hanno rapporti diretti? Quindi posso ben immaginare in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in tutta questa fascia, diciamo, del nord produttivo è importante. Che quanto sia oggi un'emergenza, direi che è rientrato sicuramente il problema. Oggi è un'emergenza al pari di molte altre patologie influenzali, ad esempio. Io ritengo comunque utile e importante la comunicazione relativa alla necessità di tutelare gli anziani, tutelare i fragili e quindi raccomandare sempre che esistono ormai le vaccinazioni che hanno garantito e assicurato e ci hanno consentito di passare oltre alla grande fase devastante del 2020, la prima ondata, la seconda ondata della pandemia. Le vaccinazioni ci hanno salvato sostanzialmente e quindi raccomanderei sempre una comunicazione e un'informazione che dica le persone anziane, le persone sopra i 70, le persone fragili che hanno altre patologie, non dimentichino che esistono degli strumenti oggi che li possono aiutare a superare anche quella che oggi non è più la drammatica emergenza del marzo, aprile, maggio 2020, ma è una malattia che può fare dei danni. Quindi anche qui la comunicazione, lei con la vostra trasmissione aiutate molto a dare una comunicazione diciamo così corretta, scientifica e, tornando al discorso che facevo prima, a far sì che le fake news di cui parlava il professor Bigeri, che nell'epoca del Covid sono state tantissime, devastanti, ci hanno creato un sacco di problemi, quelle fake news, la falsa informazione, quella che per esempio io ricordo diceva attenzione perché nel vaccino ti iniettano qualche cosa che poi ti monitorerà per tutta la vita, ti iniettano il diavolo, il demonio, tutta questa serie di fantasie, di fandonie che però raccontate attraverso i social media qualche impatto sono riusciti ad averlo. Quindi aiutateci e lei ci sta aiutando con la sua comunicazione a dare una comunicazione corretta. Allora, scusate ma delle volte va via la luce ma siamo sempre presenti, quello che però rammarica, io l'altro giorno, dottor Miozzo, ho avuto il professor Rosato, che il quale ha detto chiaramente quello che sta spiegando lei, che il vaccino ha salvato quasi tutta l'umanità, perché tutti quasi si sono vaccinati rispetto a quelli che non si sono vaccinati, però purtroppo arriverà o anche un'altra pandemia, non si sa quando, non si sa come, però questa arriverà e dobbiamo essere pronti. Ecco, sono messaggi, non so se... bisogna capire anche se vengono capiti nella maniera giusta qua a Bigeri, perché loro hanno dei numeri, sanno quello che dicono, non parliamo degli ultimi della classe, sono professori universitari che dicono questo, vuol dire che qualcosa c'è, è come fare prevenzione, che ci dicono cercate di capire che dovete stare attenti, che dovete essere prudenti, ecco, che dovete capire l'importanza dell'informazione seria e scientifica, della ricerca. Prego, professor Bigeri. Non basta dire dovete essere prudenti e dare le indicazioni. Per essere ascoltati ci vuole un minimo di relazione di fiducia. Alcuni dei problemi di comunicazione anche in epoca Covid scontano quello che è successo prima, cioè una
perdita di fiducia da parte della gente, più in generale, rispetto alla scienza. Questa perdita è facile, no? Pensare quante volte sono stati chiamate in causa le argomentazioni sull'industria farmaceutica che persegue interessi che poi sono non necessariamente coerenti con le priorità di sanità pubblica, perché un'industria segue anche una logica di profitto e tutti sanno che alcune malattie rare non hanno un adeguato spettro di farmaci a disposizione perché si investe meno in queste patologie. Allora, il problema della comunicazione anche sull'aspetto del Covid va collocato in questa situazione di precaria fiducia nelle istituzioni. È in quel senso che possiamo tentare un recupero. Però è molto grave questo, è molto grave anche perché, come dico sempre, ma lo dicono anche i miei ospiti, forse si è dato voce a persone che dovevano stare zitte, forse la politica doveva fare un passo indietro e far parlare quei pochi addetti ai lavori che sapevano cosa dire e come comunicare, perché non è semplice. Le fake news hanno dilagato. Io vado in Inter, mi curo da solo, entro in ospedale e dico, mi ricordo il professore che ho avuto ospite, che volevano loro decidere quali medicinali prendere, come essere curati. Capite che forse c'è stata un'invasione di veramente poca conoscenza di quello che si trattava. Tutti sapevano, tutti avevano gli assi in tasca. Io mi ricordo i talk, ognuno diceva quello che voleva, sapeva tutto e quello serio magari non parlava, perché cosa dico se uno non vuole ascoltare? Anche qua, ecco, la comunicazione deve essere corretta quando veramente si tratta di veramente emergenze sanitarie. Dottor Miozzo, cosa dice? Assolutamente sì, che la comunicazione deve essere corretta, perlomeno nella comunicazione istituzionale questo è quantomeno auspicabile. Però c'è un dato di fatto, noi ce ne siamo accorti all'epoca Covid, nell'epoca della grande pandemia. Un importante comunicatore dei social media ha 2, 3, 4 milioni di follower. Se questo signore o questa signora scrive una sciocchezza perché si alza la mattina e si inventa di scrivere qualche cosa, ci sono 3 o 4 milioni di persone che credono in quel qualche cosa. Allora capisce bene che non so, un giornale come il Corriere della Sera probabilmente vende 300.000 copie al giorno, 400, 500.000. Ecco, quella comunicazione di 4 milioni di follower ha 6, 7, 8 volte di più ha un impatto superiore a quello del Corriere della Sera. Allora, il problema qual è? I social media esistono, dobbiamo imparare a convivere con una nuova forma di comunicazione. Durante la pandemia di Covid io suggerii al Presidente Conte di reclutare dei grandi dei soggetti noti per avere milioni di follower e far sì che questi raccontassero quello che l'istituzione voleva dire. È stata un'operazione di emergenza, non dico che debba essere formalizzato e standardizzato, però in quel momento avevamo bisogno che qualcuno ci aiutasse a comunicare in un momento di invasione. C'era un'altra pandemia, la pandemia comunicativa. Lei ha perfettamente ragione, milioni di persone si sono laureati in medicina, in epidemiologia, in virologia, guardando 5 minuti di qualsiasi social o cliccando mezz'ora su un qualsiasi sito. Abbiamo avuto troppi laureati in internet e pochi scienziati che dicevano cose attendibili. In effetti poi è un problema di credibilità e di conoscenza delle persone. Quello che però rammarica, dottor Miozzo, l'ho sentito anche l'altro giorno,
che poverette, queste persone che io non colpevolizzo assolutamente, io non le colpevolizzo, c'è qualcun altro che ha manipolato, che le ha manipolate, che le ha strumentalizzate. Sono anche certi medici di famiglia che dicevano ai loro pazienti: non vaccinatevi, io non mi vaccino. Ho sentito la telefonata anche dell'altro giorno di una signora che ha chiamato la Giusi, che ha detto: ma allora perché questi medici che hanno studiato come gli altri ci dicono di non vaccinarci? Ma noi a chi dobbiamo credere allora? E allora gli ho detto: siccome siamo in democrazia, ognuno può pensare e gestire la propria vita come vuole, però bisogna anche capire quando hai di fronte una persona competente e seria e che dice la verità, perché sennò non ne andiamo fuori. Poi decidi tu quello che vuoi fare, ma io ti do la possibilità di ascoltare anche quella seria, quella che dice la verità, che sono i ricercatori, gli scienziati, i medici, i primari, quelli seri, quelli che ci hanno rimesso veramente anche la salute per cercare di arginare questo fenomeno, perché eravamo tutti impreparati, compresi voi, finché non arrivare questo santo vaccino. Ma cosa hanno fatto, dottor Miozzo? Qualcuno ci ha navigato sopra. Intanto che arrivasse questo vaccino si sono preparati per dire: no, il vaccino non ci credo, fa male, guai c'è il demonio dentro, solo su questo vaccino tutti gli altri andavano bene, questo non andava bene. E ancora adesso c'è questo, c'è ancora qualcuno, siccome siamo in campagna elettorale, lo dico io, dottor Miozzo, non lo dice lei, siccome ci sono le europee, c'è la poltrona delle europee, posso cavalcare perché ho dei numeri magari importanti, e come dice lei qualcuno ci crede ancora, a questi illusionisti, a questi pagliacci che stanno cercando di fare del male, perché attenzione, guardate che poi quelli che si sono vaccinati hanno salvato anche loro, perché sono i vaccinati che hanno salvato. Cosa dice professor Bigeri? Com'è? Io capisco la paura, ma allora a chi dobbiamo credere, come dice la telefonata che ho ricevuto e le tante telefonate che ho ricevuto? La statistica, i numeri? Prego. Difficile, perché all'inizio della pandemia la statistica e i numeri non c'erano. Sì. Eravamo in una situazione di grande incertezza, anche scientifica. E quello che è successo possiamo anche vedere in positivo. È stato un momento di dibattito pubblico sul problema, dove le scelte non erano semplicemente o facilmente identificabili sulla base dell'informazione scientifica, perché ancora non c'era. Quindi è stato anche in positivo un esercizio di democrazia nell'ambito delle decisioni e delle applicazioni delle poche conoscenze alle scelte poi che dovevamo fare in termini di tutela sostanzialmente della salute pubblica. Ecco, e qui mi allaccio, aggiungo una cosa, non possiamo separare i numeri dai valori. Allora, quali valori entravano in gioco? Allora, in sanità pubblica entra in gioco un valore che è la salute come bene collettivo. Molto del dibattito invece ha tenuto presente il diritto del singolo individuo, non della salute come bene collettivo. E questo è importante anche nei confronti della vaccinazione. Non stiamo parlando di qualche cosa, di un bilancio costi-benefici fatto sul singolo, ma fatto sulla società. I due bilanci non è detto che siano uguali. Ecco, questo andrebbe discusso, perché a volte sposando in una certa forma un punto di vista, come medico io sposo il punto di vista della salute come bene collettivo, anche parlando prima dell'inquinamento era evidente qual è la mia posizione, però lo dico, è una posizione di valore, non è l'altra. Su questo mi trovo in contraddizione con alcuni che avevano dei dubbi sulle vaccinazioni. Diamo anche la parola al dottor Miozzo, perché ormai siamo proprio arrivati in chiusura. Prego, dottor Miozzo, come commenta le parole del professor Bigeri? Sono assolutamente d'accordo con lui. Il problema, il confronto tra
diritto soggettivo e dovere, diritto della collettività, rispetto del problema della collettività. Io ricordo sempre, e sono stato molto contestato quando ho fatto questa affermazione, che in una situazione di emergenza chi governa il contesto, una situazione di emergenza, deve per certi aspetti accantonare quella che noi riteniamo democrazia gestionale quotidiana. In emergenza, in fondo, c'è un comandante che decide. Facciamo sempre le metafore militari, no? Si dice siamo in guerra, siamo in guerra, siamo in guerra. E in effetti durante la pandemia siamo stati in una guerra sanitaria. Riempiti di incertezze, navigavamo nel buio perché non sapevamo, eravamo di fronte a un nemico quasi sconosciuto, di fatto sconosciuto. In quel momento bisognava prendere una decisione. Quella decisione era in nome del bene collettivo più che del bene del singolo. Quindi se quel singolo si è sentito defraudato, depauperato, si è sentito violentato di un principio costituzionale, bene, purtroppo l'emergenza prevede anche queste situazioni. Per fortuna la gran parte dei politici del nostro paese, lei ha una trasmissione che è in una regione governata da un signore che io ho molto rispettato, il governatore Zaia è stato un personaggio che io da coordinatore del comitato tecnico scientifico ho in qualche modo amato perché l'ho visto quotidianamente coinvolto. Non ne faccio una valutazione pro Zaia, contro Zaia politica, l'ho visto come soggetto coinvolto quotidianamente nel lavoro che lui da governatore della regione era incaricato di fare. Quindi dico, ritornando al problema del diritto soggettivo, diritto della collettività, in emergenza noi dobbiamo guardare al contesto generale e l'obiettivo che abbiamo è quello di tutelare la salute, tutelare il bene della collettività. Questo è un principio fondamentale e purtroppo, come spesso qua, come talvolta accade, qualcheduno non condivide questo, però vige la decisione. Io ringrazio veramente il dottor Agostino Miozzo, medico emergenze sanitarie, ringrazio il professor Annibale Bigeri, docente statistica all'Università di Padova. Io spero di invitarvi ancora perché ho bisogno di queste figure per fare arrivare un'informazione corretta, un'informazione da addetti ai lavori che sanno quello che dicono con dei numeri e proprio una narrazione reale di quella che è questa pandemia che speriamo passi e che non arrivi più, ma tra virgolette. Grazie, grazie, grazie. E a questo punto la poesia di Mirella. Tante storie, tanti ospiti anche questa mattina, questo sabato vorrei concluderlo con questa poesia, come al solito, che la dedico però a tutte quelle donne che hanno il coraggio di dire basta, di mandare a quel paese quei petardi che si ritrovano, anche se è molto dura per qualcuna di loro, anzi per tutte io direi, però nella vita bisogna anche dire basta. Ho scelto questa poesia dal libro Una giossa de speranza di Danilo Mason e la dedico a voi donne, a quelle che ancora devono decidere cosa fare. Nauciada Drento. Non me vedo un bel colore, i miei occhi fa pensare, e silenzio è un rumore, tutto serve per parlare. Che sensibile a nostra pelle, a man viaggio in libertà, e pupille brilla come stee, mi sento l'anima cambiare. Drento tutto si scaena, mi catta fredda e spoglia, niente più mi frena, se questo quello che voglio. Scava, scava nel passà, butta fuori sto matton, non appresso a verità, senza affanno e confusione. Grazie, grazie mille donne, sempre unite, mi raccomando, senza sgambetti, andiamo avanti per far capire che c'è sempre la speranza, che qualcuno aiuti, che qualcuno supporti queste donne che già fanno tanta fatica a essere visibili. Grazie, grazie, buona domenica a tutte.